siamo qui alla prima edizione degli Stati Generali dei Comuni Montani del Veneto. Un evento fortemente voluto da ANCI Veneto, che segue quello che si è appena svolto al Cavallino sugli Stati Generali di Comuni litoranei e di lago appunto del Veneto. E in questa occasione siamo qui a Tonezza del Cimone, che ci ospita e ringraziamo, e affronteremo tutte le opportunità e le problematiche della montagna che tutti voi che siete qui ben conoscete. Iniziamo appunto dai saluti istituzionali e dal padrone di casa, il sindaco di Tonezza del Cimone, che chiamo qui sul palco, Franco Beltragnolo. Benvenuti a tutti, grazie per essere qui a Tonezza del Cimone. Si sente meglio? Grazie. Essere qui nel nostro paese di montagna, un paese che fa 507 abitanti, ma che nel mese di luglio-agosto arriva anche a 8.000-10.000 perché abbiamo 3.000 seconde case. Io a tutti dico, se volete fare le vasche, andate a Siavo, andate a Cortina, andate a Madonna in Campiglio, ma se volete fare una bella passeggiata, abbiamo 40 sentieri, uno più bello dell'altro. Abbiamo anche uno dei più frequentati del Veneto, che è l'Escalibur, dove i bambini si divertono a cercare di estrarre la spalla dalla roccia. Se volete fare belle passeggiate e mangiare bene e respirare aria sana, venite a Tonezza del Cimone. Perciò oggi avete una giornata di aria sana. Nell'accogliervi nel nostro piccolo paese di montagna, vi porgo il più sincero benvenuto e quello di tutta la comunità di Tonezzana. Porgo i saluti al Presidente regionale ANCI, nonché Sindaco di Treviso Mario Conte, che ringrazio di cuore per aver voluto questa giornata qui nel nostro paese per dialogare sui problemi della montagna. Al senatore Luca De Carlo, Presidente della 9ª Commissione del Senato della Repubblica, alla senatrice Bizzotto Mara, Vicepresidente vicario Lega Senato, al Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, al Presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin e di Vicenza Andrea Nardini. Saluto il consigliere della provincia autonoma di Trento Walter Gaswalder e qui vedevo risale anche Cecchellero che sarà il nuovo consigliere in regione, e noi qui della zona, io come presidente di Nole Montana, ne sono ben felice perché abbiamo un consigliere della nostra parte, da questa parte qui che non avevamo nessuno. Perciò saluto anche Andrea, che lo vedo lì in fondo. Saluto i consiglieri regionali Veneto Stefano Giacomini e Marco Zecchinato, il presidente dell'Unce in Veneto Elio Vigne, che non ho visto prima, ecco, ciao, e l'avvocato Enrico Specchio della Regione Veneto. Come saluto e ringrazio della loro presenza tutti i componenti dei tavoli di lavoro che condivideranno con noi questa giornata di riflessione. I colleghi sindaci e i rappresentanti di categoria e delle varie associazioni. Come tonezzano sono orgoglioso di ospitare qui oggi la direzione ANCI regionale e per questo ringrazio nuovamente il Presidente Mario Conte per aver fortemente voluto e programmato questa interessante giornata, durante la quale andremo ad evidenziare le peculiarità della montagna, nella speranza che quanto emergerà qui oggi sia oggetto di riflessione per noi amministratori, ma soprattutto per i nostri parlamentari che hanno il compito di promulgare le leggi a favore di chi vive ed opera nei comuni montani. Il territorio montano rappresenta il 49% del territorio nazionale, quindi abbiamo l'onere e l'onore di contribuire vigorosamente allo sviluppo della nostra nazione. A fronte di tale estensione territoriale
Da un'analisi emerge che la montagna non è più un luogo a vocazione agricola, ma aspira a essere un riferimento per l'erogazione di servizi ecosistemici, di qualità della vita e di vivibilità salutare. A proposito, noi quest'anno siamo stati nominati Borgo del Respiro, siamo il primo borgo delle Prealpi e Alpi Venete che è stato chiamato Borgo del Respiro per la sua peculiarità dell'aria. L'obiettivo deve essere quello di superare l'emarginalità delle zone montane. Negli ultimi anni la montagna ha vissuto una situazione di stallo, di sostanziale disinteresse, come dimostrano tra l'altro i noti eventi che hanno portato alla soppressione dei trasferimenti erariali in favore della allora Comunità Montane, ora Unioni Montane, e il mancato finanziamento per diversi anni consecutivi del Fondo Nazionale della Montagna istituito dalla legge 97 del 31 dicembre del 94. Ricordiamoci che l'articolo 44 della Costituzione, al secondo comma, testualmente recita: la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Norma costituzionale, a mio parere, completamente dimenticata. Bisogna individuare misure alternative a favore della montagna sulla base di omogenei criteri, cercando di non fare distinzioni tra montagna di serie A e montagne di serie B. La montagna è montagna su tutto il territorio nazionale. La disparità tra una zona montana ed un'altra porta a disgregare le comunità. Penso, che qualcuno magari non vorrà male in questo, ma lo dico, penso ai fondi ODI che vengono assegnati ai comuni territorialmente confinanti con la provincia autonoma di Trento, ma con le comunità prettamente di pianura, senza tenere conto di quelle realtà i cui centri abitati sono attigui ai paesi trentini e che hanno le stesse finalità economiche e turistiche. In questo caso bisognerebbe valorizzare di più i progetti di area vasta, i cui vantaggi andrebbero a ricadere su più territori comunali. Ho letto su un giornale un pensiero di un sindaco di un paese montano, un paese di seconda fascia, il quale ha detto: qui ci sono comuni con marciapiedi d'oro dove non cammina sopra nessuno. Penso ai fondi di area interna che alcuni comuni più agiati percepiscono ed altri, molto meno agiati, non ne beneficiano. Tengo a sottolineare che per la legge le peculiarità per essere riconosciuti area disagiata sono calo demografico, la distanza e difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, la distanza e i tempi di percorrenza per raggiungere i centri urbani dotati di maggiori servizi, la densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il reddito pro capite. Penso al contributo di solidarietà che un comune è costretto a versare nelle casse dello Stato. Il mio comune, a fronte di 1.200.000 euro circa che entrano nelle casse da parte delle seconde case, versa 500.000 euro nelle casse di Roma. Partendo dal presupposto che la legge primaria dello Stato deve preservare e tutelare a vario titolo la montagna, che rappresenta in Italia una diversità biologica e culturale straordinaria, l'obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di pretendere la riduzione delle condizioni di svantaggio che attualmente stiamo vivendo. Il fine che ci prefiggiamo è quello di sostenere le attività produttive, fronteggiare il problema dello spopolamento e nel contempo di consentire agli abitanti di risiedere nelle zone montane, usufruendo di tutti i servizi essenziali, in primis scuola e sanità, in condizioni di parità con chi risiede nelle altre zone del territorio nazionale. Se vogliamo mantenere viva la montagna, che è fonte primaria anche per quelli che vivono in pianura,
montagna scende, valanghe scendono, neve scende, l'acqua scende, perciò se la montagna è tenuta bene e coltivata hanno vantaggio anche quelli in pianura. Bisogna valorizzare la scelta di coloro che intendono rimanere o tornare in montagna, garantendo loro la possibilità di farlo. È necessario che chi vive e che fa impresa nei paesi di montagna goda di vantaggi che possono riequilibrare le differenze con chi vive in pianura. Parlo di riduzioni fiscali, di attrarre le nuove generazioni a fare investimenti con diverse forme di agevolazioni, incentivare a vario titolo lo sviluppo dell'occupazione mediante forme di lavoro agile, migliorare e implementare i servizi di comunicazione, valorizzare il nostro patrimonio culturale e turistico. Concludendo, i piccoli comuni, soprattutto quelli di montagna, che come già detto sono quasi la metà dei comuni italiani, sono spesso trascurati e si trovano in condizioni di svantaggio. I cittadini che vi abitano, una bella fetta della popolazione nazionale, scontano divari importanti in termini di opportunità e questo resta una fonte di disuguaglianza. Alla radice di questi divari c'è il fatto che risulta troppo dispendioso offrire a questi territori la stessa dotazione di risorse delle altre aree del Paese. La mancanza di opportunità spinge spesso la parte più dinamica della popolazione ad andarsene e questo rende i territori marginali sempre meno interessanti, sempre più abbandonati a se stessi. A restare sono soprattutto gli anziani e coloro che più faticano a trovare alternative. Di conseguenza cresce in questi territori il bisogno di stato sociale mentre diminuiscono le risorse per darvi risposta. Se non cambiamo rotta e non facciamo politiche per trattenere i giovani sul nostro territorio, e quando parlo di giovani mi riferisco anche al sostegno che dobbiamo dare loro nell'accudire i propri figli e i propri anziani. Se non creiamo posti di lavoro, se non diamo servizi come nei paesi di pianura, se non detassiamo chi vive in montagna, non freneremo mai lo spopolamento, ma lo accentueremo. Grazie e buona giornata e buon lavoro a tutti. Grazie Sindaco per il suo intervento. Conezza del Cimone è uno degli oltre 100 comuni della provincia di Vicenza e per questo chiamo per un saluto il Presidente della provincia Andrea Nardini. Grazie. Cerco di smontare il microfono. Salgo un po' così mi vedete tutti. Sono un po' emozionato nell'essere qui oggi e farò un breve intervento, sono più abituato al fare che non a intervenire, quindi cercherò di essere sintetico, però alcune cose ci tengo a dirle. Uno, grazie Mario Conte, il nostro Presidente dell'ANCI, per aver scelto Tonezza, idea nata in una serata di condivisione delle problematiche della montagna della provincia di Vicenza e che ha via via cavalcato fino ad arrivare qui oggi, quindi ti ringrazio. Ma ringrazio soprattutto i numerosi colleghi, sindaci, amici della provincia di Vicenza, fra tutti il padrone di casa, perché credo che oggi la provincia di Vicenza stia facendo una gran bella figura. Siamo tanti e presentiamo un bel territorio. Grazie per essere qui oggi a rappresentare la nostra provincia nel modo migliore. È bello sentire tanti che arrivando dicono che bello questo luogo ed essere tanti che rappresentiamo oggi il nostro territorio. Vi ho un po' stalkerizzato nei giorni scorsi, però oggi siamo in tanti a rappresentare appunto questa montagna. Una montagna che ha, come ha detto Franco, sicuramente delle difficoltà e noi di pianura forse ce ne accorgiamo a volte troppo tardi, quando queste difficoltà, poi questi effetti, le vediamo a valle. Bene ha fatto Franco a citare il problema del dissesto idrogeologico e della necessità di riuscire a intervenire a monte e non sempre quando il disastro poi c'è stato.
Dobbiamo con incontri come questo riuscire a programmare un futuro diverso che possa far sì che questi effetti non ci siano a monte. Quindi ben vengano questi incontri di programmazione. Mi piace molto quest'ANCI che va nei territori. Sempre di più invito la nostra struttura regionale a visitare questi luoghi per programmare, non solo per rispondere in caso di emergenza. Dobbiamo riuscire a fare una politica di programmazione diversa. Per quanto riguarda le tematiche numerose che riguardano la montagna e che Franco ha già abbondantemente elencato, non voglio ripeterle, ma voglio aggiungere un elemento importante, che è quello della necessità di fare squadra, ma al di là del semplice dirlo. Un invito che io faccio ai comuni della provincia di Vicenza, ma che credo possa valere, vedo qui anche Roberto Padrini, il collega di Belluno, possa valere anche per la sua provincia e per tutti i territori. Dobbiamo far sì che le tematiche e i problemi che sono problemi comuni trovino sintesi, e per questo come provincia mi metto a disposizione, come fatto anche recentemente, per rappresentarli a livello romano. Ringrazio qui i rappresentanti del nostro Parlamento. Dobbiamo riuscire a fare in modo che questi problemi arrivino a Roma, arrivino a Venezia, ma per farlo non possiamo andare sempre in ordine sparso, dobbiamo andare uniti, come è successo nella recente riunione che ha trattato il tema della fauna selvatica, detto in politichese. Abbiamo parlato del lupo, detto in italiano. Ma se lo facciamo insieme ci ascoltano di più e riusciamo a far sì che queste istanze della montagna possano essere ascoltate. Io come Presidente della Provincia sono rimasto colpito perché questo tema, che sembrava essere un problema che riguardava poche realtà, pochi agricoltori, in realtà tocca 40 dei poco oltre 100 comuni della provincia di Vicenza, la metà della provincia. Abbiamo preso coscienza, facciamo in modo ora che ne prendano coscienza anche, come penso comunque già sia, i nostri rappresentanti a Venezia e a Roma. È un tema che tocca i nostri agricoltori di montagna, i nostri cittadini. Dobbiamo fare in modo che vengano tutelati, perché le montagne non vengano abbandonate. Chiudo con una frase che mi ha colpito della riunione che abbiamo fatto in provincia con i sindaci della montagna e che mi sento molto come amministratore, come sindaco, come presidente della provincia, e che rappresenta molto lo spirito di chi vive in montagna. Gente molto spesso silenziosa, operosa, ma non per questo meno intelligente, meno attenta alla natura, anzi, proprio perché silenziosa, molto spesso più operosa. È stato detto, e io lo condivido e con questo chiudo, dobbiamo dare voce non più ai pochi che urlano, ma ai tanti che quotidianamente lavorano in modo silenzioso. Grazie. Adesso sistemiamo. Grazie Presidente. Dunque, parlare di montagna è impossibile farlo senza sentire appunto chi rappresenta le comunità, le unioni e gli enti di montagna, quindi chiamo qui Ennio Vigne, Presidente di UNCEM Veneto. Grazie. Buongiorno a tutti, è un piacere portare il saluto di UNCEM Veneto in questa assemblea. Montagna Veneta, abbiamo 149 comuni inseriti nelle 18 più una, perché avevano una situazione alessina, unione montane, più altri 6 comuni che in base alla riforma sono rimasti fuori. Questa è la classificazione nel quadro della nostra regione. Grazie a ANCI per aver organizzato questa attività di confronto con i rappresentanti nazionali e regionali. Guardo la regione, il rapporto con ANCI è stato un rapporto in simbiosi da moltissimi anni, si va a costruire assieme grazie all'approccio della regione che parte dal confronto con gli enti locali dal basso
e quindi lo cito perché noi lo diamo per scontato, ma vi assicuro che a livello nazionale non succede così. L'utilizzo dei fondi FOSMIT, che qui vengono utilizzati con questa regia regionale, ma con una collaborazione diretta Comuni, Unioni Montane e anche GAL, e cerchiamo di utilizzare gli strumenti che sono nel territorio, è un esempio a livello nazionale. Qualche regione veneta ha fatto a tavolino la divisione comune per comune, vanificando un impegno importantissimo. Guardo il Presidente Ciambetti perché se noi oggi abbiamo ancora una montagna strutturata, l'abbiamo perché la Regione Veneto, a differenza di altre regioni, non ha azzerato le comunità montane, ma con molta lungimiranza ha guardato avanti e le aveva trasformate in unione dei comuni montani, permettendo le due gambe, da una parte l'esercizio delle funzioni montane, dall'altra parte quella delle funzioni associate. Una scelta assolutamente intelligente che permette di gestire il territorio in montagna. Poi nei tavoli tematici vedremo che questi temi emergono chiaramente. Il momento è storico, perché noi oggi abbiamo sul tavolo 3 situazioni molto importanti. La legge sulla montagna che è in discussione in Parlamento, su questo UNCE nazionale e ANCI nazionale hanno sintonia nel loro documento. Però la preoccupazione è che, da un lato, è importante che i principi ci siano nella legge, ma noi oggi abbiamo bisogno di provvedimenti specifici e concreti, perché stavo detto prima dal sindaco di Tonezza, noi abbiamo bisogno di risolvere i problemi pratici ricordando che i comuni di montagna piccoli hanno situazioni diverse rispetto ai comuni di pianura e hanno situazioni diverse rispetto alle altre regioni d'Italia. Quindi quello che è opportuno e chiedo alla politica nazionale è che lo sforzo nella legge della montagna, visto che leggevo che si vuole accelerare per portarla a casa prima delle Olimpiadi, sia ricca di contenuti e non solamente di principi generali, perché altrimenti i nostri problemi se no non andiamo a risolverli. Secondo tema a livello nazionale è quello della riforma del testo unico. Noi sappiamo che oggi il comune di Tonezza ha le stesse regole di un comune da 1 milione di abitanti, non è più accettabile. Abbiamo bisogno di una differenziazione e quindi la partita del testo unico che tutti i governi rinviano adesso diventa prioritaria. Il terzo tema, che chiaramente ha un orizzonte temporale a medio e lungo termine, è quello dell'autonomia. Qualche settimana fa abbiamo letto l'articolo del dottor Appicauli sul Corriere Veneto in cui toccava questo tema. Sappiamo che la riforma, nel momento in cui parte, avrà bisogno di qualche lustro per la sua attuazione. Quello che è successo nelle vicine province autonome. Però abbiamo bisogno di capire, e questo era il messaggio che la Regione Veneto aveva dato, che nella gestione dell'autonomia per quanto riguarda il Veneto, la Regione aveva scelto, e penso confermerà questa scelta, di dare al territorio, agli enti locali, la gestione pratica, quindi la regia e la funzione legislativa a livello regionale, e questo cambierebbe la situazione del nostro territorio. Io credo molto che la situazione attuale di strutturazione a livello nazionale non possa essere mantenuta. È la dimostrazione che il Paese non sta funzionando. L'autonomia è un percorso, tutto da capire, tutto da costruire, è una sfida che dobbiamo assolutamente raccogliere, ma prima di tutto noi come comuni, come Unione Montane e come province, perché questo può essere il futuro del nostro territorio. Quindi io ringrazio ancora ANCI, lancio questo messaggio come UNCE nazionale anche ai legislatori, approfittiamo di questa occasione per toccare alcuni temi, le proposte specifiche. Ci sono parlamentari che hanno fatto i sindaci, quindi sanno nel concreto quali sono le esigenze concrete di ogni comune. Quindi da parte mia un augurio di buon lavoro a tutti e poi nei tavoli vedremo che i dettagli dei problemi emergeranno chiaramente. Grazie ancora a tutti. Grazie per il suo intervento. Diamo lettura della lettera del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Ringraziandola per il gentile invito, Presidente Conte, come già comunicato dalla mia segreteria, non potrò partecipare al convegno agli Stati Generali dei Comuni Montani del Veneto. Affido pertanto a queste righe il mio augurio ai relatori, che affrontano tematiche importanti che riguardano diversi aspetti del vivere la montagna, tenendo conto delle risorse naturali, culturali e umane che essa ha da offrire. È giusto che i comuni montani si confrontino e sappiano fare rete per sostenere le sfide di questo territorio meraviglioso, non da ultima le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, un evento di portata internazionale che vedrà i nostri monti sotto i riflettori con positive ricadute economico-sociali. Un'analisi dunque della situazione attuale che vede da un lato la montagna con le sue peculiarità essere parte integrante dell'offerta turistica del Veneto, prima regione italiana per presenze, dall'altra deve fare i conti con le sue problematiche e trovare soluzioni condivise per superarle. Concludo con le parole di Dino Buzzati: chi ha dato tanto alla montagna, chi per la montagna ha rischiato con tanto accanimento la vita,
A questo amore resterà legato per sempre, che testimoniano quanto la montagna vada rispettata e nel contempo valorizzata. Certo che da questo appuntamento emergeranno sinergie da porre in campo per la tutela, ma anche per il rilancio della montagna. Rivolgo a tutti i presenti i miei cordiali saluti. Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto. Proprio per la Regione chiamo qui a intervenire per un saluto Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio regionale del Veneto. Grazie. No, grazie da parte mia ad ANCI Veneto, al suo Presidente Mario Conte per questa sensibilità. Io dicevo venerdì scorso a Cavallino, questi incontri tematici con comuni che hanno una situazione sicuramente diversa da una parte all'altra del Veneto servono a centrare meglio l'obiettivo e a ragionare meglio con appunto l'attività programmatoria che da parte di ANCI o da parte del legislatore regionale o nazionale servono per guardare avanti. Quindi veramente grazie a Mario per questa sensibilità. Un saluto a tutti gli amici che vedo in sala, ne ho visti molti questa mattina. Oggi io qui rappresento il Consiglio regionale e la Regione Veneto e sono assolutamente ben accompagnato. Silvia Cestaro, Stefano Giacomin, la prossima new entry Andrea Cecchellero, quindi l'attenzione della Regione c'è tutta, anche l'avvocato Specchio che molti di voi conoscono sta a significare proprio che da parte nostra c'è la massima attenzione a questi problemi. E c'era anche un'attenzione dal nostro punto di vista legislativo perché stavamo mettendo mano a un riordino della nostra legislazione che riguarda la montagna. Ci siamo giustamente fermati perché abbiamo visto l'accelerazione che in Senato c'è stata per appunto l'approvazione del disegno di legge per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree montane, un provvedimento che da quanto abbiamo visto ridisegna l'assetto istituzionale dei territori montani, raccoglie in un testo unitario i sostegni appunto dedicati. Quello che diceva prima benissimo l'amico Franco Bertagnoli e lo ha detto bene anche Ennio Vigne, c'è bisogno dal punto di vista anche della fiscalità di capire che i comuni montani probabilmente hanno situazioni diverse rispetto appunto ai comuni del litorale del Veneto. E i numeri che dava prima Franco su quanto passa e vede che l'IMU prodotto dalle seconde case di Tonezza e quanto va verso Roma e quanto invece ce ne sarebbe bisogno in questo luogo, sicuramente mi auguro trovi spazio nella legge appunto che state vedendo in Senato. Mi rivolgo a Luca e a Mara che su questo tema hanno sempre dimostrato sensibilità. Altra cosa che mi sembra di aver colto, mi pare che in questa legge ci sia anche un'attenzione o si voglia inserire un'attenzione, su questo Luca forse è più ferrato, una norma che riguarda la gestione dei grandi carnivori. Come Regione Veneto abbiamo fatto una richiesta che in questo momento è all'attenzione dell'ISPRA per poter intervenire in qualche zona del Veneto che è assolutamente sotto pressione, specialmente in questi mesi appena passati di maggio e giugno in maniera importante. Noi questa richiesta l'abbiamo fatta, spero che ISPRA sappia rispondere in maniera adeguata, ma se ci fosse anche dal punto di vista normativo un qualcosa che aiuta le regioni a gestire questo problema, secondo me insomma, penso sia arrivata l'ora di poterlo fare. Ad altri livelli cerchiamo di modificare la Convenzione di Berna, però appunto qualche intervento specifico va fatta. Prima Ennio Vigne lo citava, 10 anni fa come Regione Veneto e come UNCEM abbiamo scelto una via che altre regioni non hanno scelto. L'attenzione nostra per quanto riguarda la collaborazione con i comuni montani attraverso l'UNCEM c'è sempre stata, è sempre stata anche una cosa che ha contribuito a valorizzare il nostro processo legislativo o anche di altri tipi di interventi, e questo mi auguro continui ad esserci proprio perché è utile questo scambio, è stato sempre utile questo scambio di idee e
di istanze. Abbiamo molti problemi che riguardano le aree montane, abbiamo visto specialmente nell'ultimo periodo un turismo mordi e fuggi giornaliero che non dà un valore aggiunto alle zone montane. Bisogna cercare di riuscire a promuovere invece, e nel post-Covid c'è questa sensibilità, un tipo di turismo diverso, un tipo di approccio diverso alla montagna, e questo starà anche a noi riuscire a farlo capire. Dissesto idrogeologico, frane, valanghe, abbiamo visto che ultimamente la cosa purtroppo ha avuto cicli molto più importanti rispetto a una volta. Abbiamo, penso sotto i nostri occhi, quello che è accaduto in centro ad Asiago la settimana scorsa, quello che è avvenuto a Passo Duran qualche giorno fa, quello che è avvenuto alle popolazioni di Val d'Aosta e Piemonte, che hanno tutta la nostra solidarietà. Quindi anche in questo caso un approccio diverso per la gestione della montagna secondo me va dato, e si può fare esclusivamente con la presenza dell'uomo in montagna. Non è allontanando l'uomo dalla montagna, non è cercando un rewilding, una rinaturalizzazione selvaggia che qualcuno sta cercando di proporre, che si salva la montagna. Facendo allontanare l'uomo dalla montagna, secondo me i problemi non possono che aumentare. Una cosa che invece come ragionamento stiamo facendo, spero anche bene, un'attenzione particolare alla sanità nelle zone montane. Stiamo lavorando molto sulla telemedicina, che però non può sicuramente essere la risposta totale ai problemi sanitari in zona montana, ma essere più presenti con interventi anche puntuali. Lo dico ad esempio ai sindaci della zona, l'ambulanza presente ad Arsiero ormai da un paio d'anni penso sia stata una risposta nell'affrontare i temi di emergenza-urgenza in maniera adeguata, però appunto anche utilizzando nuove tecnologie dal nostro punto di vista si potrà dare una risposta importante a una zona che purtroppo, guardando i dati demografici, ha un incremento della popolazione anziana importante più rispetto ad altre aree del Veneto, però anche questa è una cosa che, ripeto, stiamo seguendo e affrontando. Infrastrutturare in maniera tecnologicamente avanzata anche le zone montane è una cosa sulla quale abbiamo puntato ormai da qualche anno. Penso che la banda larga che ha raggiunto ormai anche contrade che erano assolutamente scollegate sta anche in questo caso dando un riscontro. Abbiamo visto sempre nel post-Covid la possibilità di svolgere anche nuove professioni in zone lontane con smart working, con telelavoro, e questo spero che anche nel medio e lungo periodo dia possibilità di riprendere un ciclo demografico in zone che prima avevano appunto una tendenza assolutamente contraria. Quindi infrastrutturare le zone montane con servizi che servono anche alle giovani generazioni, anche a giovani coppie, è, mi pare, la sfida che dobbiamo tutti quanti, guardando al futuro, mettere in campo per riuscire, ripeto, a dare servizi adeguati a chi vive in zone montane. Io mi fermerei qua, mi auguro che la legge che appunto adesso va in discussione al Senato e che poi ci permetterà anche come regioni di adeguare la nostra normativa sia la più adeguata possibile. Non è tempo e non è luogo di contrapposizioni, non è tempo di divisioni, non è per una tematica come questa, e come ho visto recentemente su altri temi, essere motivo di scontro fra destra e sinistra, basso e alto o grasso e magro. È tempo di mettere insieme invece idee e energie comuni. Uso spesso questo termine, c'è un proverbio del Nord Africa che dice che la differenza fra il deserto e un giardino fiorito non è l'acqua ma è l'uomo. Io penso che
qua siamo uomini tutti quanti pratici e anche dotati di discreta esperienza. Mi auguro e spero che nei prossimi mesi, sia a livello nazionale che a livello regionale, sulla montagna ci sia l'uomo che faccia la differenza in positivo per le zone montane. Buon lavoro a tutti. Grazie Presidente, e dalle istituzioni regionali a quelle nazionali abbiamo qui con noi l'onorevole Mara Bizzotto, senatrice della Repubblica, a chi chiamo per un saluto. Grazie. Grazie, sarò brevissima anche perché poi il Presidente della Commissione parlerà sicuramente in maniera più concreta di alcuni temi. Io ringrazio dell'invito, ringrazio il Sindaco, anche perché oggi c'è questo importante evento. Domenica Tunesa ospiterà la festa dell'immigrante, dei vicini del mondo, e credo sia significativo perché la montagna visse il primo spopolamento tanti anni fa, adesso stiamo qui oggi proprio per evitare che ci sia un ulteriore spopolamento, sapendo quanto importante sia far vivere la montagna, perché se c'è qualcuno effettivamente che sta pensando a salvare la montagna togliendo gli uomini, noi siamo convinti che la montagna si salva solo se riusciamo a far vivere i cittadini e vivere bene i cittadini, sapendo che vivere a Cortina non è come vivere a Tolezza, è meglio vivere a Tolezza, perché a parte la battuta arriviamo da 4 giorni impegnativi a Roma, ma anche molto produttivi. Quando arrivi qua respiri, come giustamente si diceva, respiri bene. Ma citavo Cortina perché, come diceva il Presidente Zaia, le Olimpiadi di Milano-Cortina devono essere Olimpiadi che valorizzano non solo il nostro paese, non solo il Veneto, ma soprattutto la nostra montagna, perché dobbiamo avere l'obiettivo di portare quell'atleta, quel turista che viene a Cortina poi negli anni successivi in questo splendido territorio. Si diceva prima che è in discussione proprio in questi giorni la legge sulla montagna, una legge in cui noi teniamo molto, voi tenete molto, ma che da tempo Calderoli sta lavorando, qui da tempo Calderoli sta lavorando e ci tiene molto. Diciamo che c'è una legge, come conoscete tutti, quella sull'autonomia, che ha impegnato molto, ma adesso ci stiamo concentrando, stiamo lavorando proprio sulla legge della montagna, che vuole essere una legge che difende la montagna vera, innanzitutto, cosa che in Italia raramente è successo. Quindi la vera sfida che abbiamo è la nuova classificazione dei comuni montani, proprio perché tutte le energie, le risorse, le normative devono essere indirizzate ai comuni montani. È una legge importante e significativa, carica di principi, che ha però degli obiettivi veri: aiutare appunto l'economia della montagna, perché solo così aiutiamo la montagna, ma sappiamo, purtroppo lo sappiamo bene, che la montagna tutelata, difesa con l'agricoltura, con le persone che ci vivono e che la difendono, la tutelano, la custodiscono, come diciamo, permette alla pianura di vivere più serenamente. Sono già stati toccati tanti temi nella parte dei tavoli tematici, sicuramente saranno toccati tanti altri. Ovviamente restiamo a disposizione, abbiamo già ricevuto alcune proposte emendative dall'ANCI, dalle associazioni di categoria per la legge sulla montagna. Ovviamente noi come Commissione Nona, Agricoltura, Turismo, Industria e Commercio, daremo il parere alla prima, quindi daremo il nostro contributo, ma comunque cercheremo di lavorare bene tutti assieme, quindi attendo anche dei tavoli di oggi qualche notizia, qualche informazione, qualche spunto in più che può essere utile a migliorare questa legge che sarà e deve essere molto importante. Si faceva prima riferimento, e faccio una parentesi poi veramente chiudo, al problema del lupo. So che c'è stato un importante incontro anche con il prefetto proprio qui a Vicenza. Sul lupo è una battaglia che viene fatta da tutti e da tanto tempo. Io ricordo che ero al Parlamento europeo e portai un fascicolo di centinaia di animali
di fotografie di animali sbranate proprio al commissario, per far capire che non si può difendere un animale come il lupo e non capire che ci sono altri centinaia e migliaia di animali che vengono sbranati, quindi dovrebbero essere in teoria difesi anche quelli, sapendo che se non puoi fare allevamento, agricoltura e montagna, l'agricoltore per forza di cosa abbandona la montagna, quindi evidentemente a Bruxelles e in qualche ufficio non capiscono cosa significa vivere la montagna vera. Io veramente concludo, ringrazio Mario Conte che ha voluto questa importante giornata. Questo credo sia un fatto importante perché l'Italia è varia, ci sono comuni grandi, ci sono i comuni piccoli, poi ci sono i comuni di montagna e tutto questo deve essere difeso con la stessa determinazione, quindi magari quelli più piccoli, quelli di montagna hanno una voce minore, ma eventi come questi, iniziative come queste sono un passo importante proprio per arrivare a dire che ci siete e noi abbiamo il compito di difendervi, lo faremo sicuramente a testa alta a Roma. Grazie. Grazie senatrice e senatore anche l'onorevole Luca De Carlo, che è anche il presidente della 9ª commissione in Senato, che chiamo per un intervento. Grazie. Grazie Mario dell'invito, grazie Sindaco anche per aver provato questo bel leggio che sicuramente hai rubato in chiesa, perché si vede le fattezze è colpa dell'IMU che Roma ti ruba, quindi abbiamo un leggio che ci presta il Vaticano giustamente per metterci nelle condizioni di fare comunità anche in questo modo. Io inizio ringraziando il Ministro Calderoli e lo faccio perché contrariamente a quello che era accaduto nella legislatura scorsa, in questa legislatura il provvedimento sulla montagna è iniziato subito, perché quando i provvedimenti nascono gli ultimi mesi della legislatura sono solo dei manifesti propaganda, perché tutti sappiamo, non occorre essere onorevoli oggi, ma basta aver fatto quella grandissima palestra di vita che fa il sindaco e l'amministratore pubblico che a me manca già, anche se non lo faccio più da una settimana, per sapere che se un provvedimento nasce a 10 mesi dalla fine della legislatura è un provvedimento che non vedrà mai la luce. E quindi, come sappiamo che quello è stato un provvedimento propaganda, questo che tra l'altro sventolato i 7 eventi come fosse la panacea di tutti i mali, quello di questa legislatura, ed è per questo che ringrazio il Ministro Calderoli, è sicuramente un provvedimento sul quale saremo chiamati a lavorare tanto, perché giustamente c'è un processo parlamentare lungo e a beneficio anche di chi come noi è la parte più debole dei contraenti. Perché noi rappresentiamo, le aree rurali oggi rappresentano il 40, forse il 45% della popolazione, a fronte di un 65%, 55% adesso, ma probabilmente un trend che se non viene arrestato finirà nei prossimi 10 anni ad essere 70% aree urbane e 30% aree rurali, che ci mette già in difficoltà solo alla nascita del provvedimento. Cioè noi ci stiamo occupando di un'area che seppur diffusissima è scarsamente abitata. Voi sapete tutti che contano le teste, grazie a Dio la democrazia è una testa, un voto, e quindi la capacità di incidere sui provvedimenti ci vede già partire svantaggiati. A me non piace definire le nostre aree svantaggiate o noi svantaggiati, lo dico svantaggiati rispetto a questo tema. Io credo che noi abbiamo un grandissimo vantaggio, lo diceva prima il sindaco, se questo è il borgo dove si respira bene, si respira meglio, noi siamo avvantaggiati rispetto a quelli che tutto l'anno sono costretti a respirare male. Guardate che alla fine, nel bilancio generale della nostra vita, i giorni che avremo vissuto meglio saranno giorni, oltre che ricorderemo, ma anche che faranno poi nel bilancio, ci metteranno in posizione di vantaggio rispetto ad altri che magari hanno vissuto una vita magari in aree molto servite da servizi, ma con una qualità appunto della vita inferiore alla nostra, ed è un dato di fatto straordinariamente oggettivo. Questo non legge la montagna che la prossima settimana, dopo aver fatto tante
audizioni, tra l'altro con il Ministro sempre presente, che rispondeva anche, come ha fatto sull'autonomia e come ha fatto su tante altre questioni, a tanti rilievi a volte anche pretestuosi, magari meno sulla legge sulla montagna, molto sulla legge dell'autonomia, dove qualcuno era a favore dell'autonomia quando governava lui, è diventato automaticamente contrario all'autonomia quando governa il centrodestra, e anche questo uno dovrebbe porsi una domanda: se l'autonomia è veramente un obiettivo di qualcuno o è solo come il flauto con il quale si incanta i serpenti. Lo dico dall'altra parte, perché questa parte invece sull'autonomia ha accelerato, come accelererà, mi auguro, sulle province elettive e non sulle province di secondo livello, perché io credo che la democrazia abbia necessità di sfoghi e tante volte anche tante più persone sono coinvolte nei processi democratici, tanto meglio è. Abbiamo vissuto una stagione, lo dico prima ai sindaci, ma io ero sindaco quando abbiamo vissuto quella stagione nella quale i consiglieri comunali erano trattati alla stregua dei grandi mangiatori di risorse dello Stato. Il risultato qual è stato? Che non trovavamo più nessuno che andava a prendere parole gratis nei comuni. Questo è un dato di fatto oggettivo. Quindi abbiamo spogliato il più bello dei, tra virgolette, ruoli del mondo, che fare il sindaco e il consigliere comunale, perché qualcuno pensava che laddove c'era un appalto, e questa fu una frase che un ministro della Giustizia disse in Parlamento, sospeso l'aula 3 volte, perché io saltai sui banchi del governo, 3 volte, non una, alla Camera legislatura scorsa, disse: laddove c'è un appalto c'è corruzione. Non era offensivo nei confronti di Luca De Carlo, allora onorevole, era offensivo nel Luca De Carlo sindaco, che si è sentito toccato in causa, ma anche in tutti quei dipendenti pubblici che noi abbiamo e che facciamo fatica a trovare nei comuni, che si fanno magari un mazzo così, cercando di rimanere, cercando di non andare, e lo dico come usava Nardini, non in politichese, nelle rogne, solo per aver cercato di essere elastico rispetto a normative che noi stessi in Parlamento imponevamo, era svilente nei loro confronti. Come possiamo pensare che oggi, se quello era la maniera con cui si trattava un consigliere comunale o sindaco, ci fosse qualcuno che andasse a mettere il proprio tempo gratis per gli altri, per la propria comunità? La gente faceva un'altra scelta, faceva volontariato, stava nelle parrocchie, stava da altre parti, ma non veniva più in comune, dove è vero che non ti contente mai nessuno, come diciamo noi, ma è anche altrettanto vero che laddove tu apri la finestra quando hai preso una decisione il giorno prima e la vedi concretizzata il giorno dopo. Allora, passata questa fase della politica italiana, piano piano si è ricostruito anche aumentando l'indennità dei sindaci alla fine della legislatura scorsa, perché non è neanche giusto che chi lavori lo faccia gratis. Adesso noi ce lo diciamo, io voglio anche diventare impopolare, per amore di Dio, ma com'è possibile che si chieda alla gente una responsabilità come quella che hanno i sindaci in capo loro, per i quali ognuno deve farsi un'assicurazione suppletiva per non rischiare di andare in galera e mangiarsi anche quello che la mamma e il papà hanno costruito, non solo lui, perché se lui fa il sindaco riesce poco a fare la propria attività, perché nel proprio territorio non lavora più, dovrà lavorare negli altri territori, ma con la testa sempre e costantemente al comune. E quindi era giusto ritornare a dire che la gratuità vale sì per l'associazionismo, ma non vale quando tu hai delle grandi responsabilità. Non può essere così e non è giusto che sia così. Perché vi ho detto tutto ciò? Ve l'ho detto perché il ruolo dei sindaci e dei comuni si rimette centrale quando si pensa alle cose concrete, che era quello che diceva Nardini prima. Ci vuole concretezza nelle cose. Questa è una legge sulla montagna che parte con 200 milioni di stanziamento l'anno, che vuol dire che in una legislatura fa 1 miliardo. C'era qualcuno che ha fatto una comparazione con quanto avveniva in Francia, perché noi siamo bravissimi a prendere quello che accade fuori da noi e poi non ci accorgiamo che magari il nostro è meglio. Bene, la Francia ne mette 1,2 miliardi in 7 anni. Noi in 7 anni ne mettiamo 1,4 miliardi. Abbiamo preso tutti la Francia come il grande mito, in realtà mette meno risorse di quello che mette questa legge. È una legge che parte con dei principi, ha ragione Ciambetti, parte con dei principi, ma noi all'interno di una cornice di principi decliniamo poi le cose concrete da fare. Ci sono i crediti d'imposta per attrarre i medici a lavorare in montagna, c'è già scarsità di medici, fanno fatica a
schifo vivere qua, perché anche loro sono consci dell'importanza del respiro. Fanno fatica a venire a vivere da noi per un problema di numeri, non di numeri perché con i numeri prendono di più, perché uno che ha voglia di accrescere il proprio bagaglio culturale e la propria professionalità vuole vedere casi, vuole vedere più casi possibili, vuole avere a che fare con più problematiche possibili, e quindi noi questo ci condiziona nell'offerta che diamo, ed è per questo che dobbiamo saperli fare anche girare, famosi, no? Dipartimento che gira, cioè dottori che oggi sono in questo ospedale, domani sono nell'ospedale più grande, ritornano all'ospedale più piccolo e vedono casistica. Nel momento in cui c'è un parto, quanto ci siamo battuti per salvare gli ospedali di montagna? Avevamo ragione o avevamo torto? Perché io ero uno di quelli che diceva, se ci dicono che bisogna fare 1000 parti, se ci dicono che in montagna ne abbiamo 500, o pensano che noi in montagna partoriamo in maniera diversa che dalle altre parti, cioè le nostre donne partoriscono in maniera diversa, oppure ci esponiamo ad un rischio. Perché se chi deve farci il parto non ha la stessa manualità che ha facendo X parti al giorno, ma ne ha meno, non è che forse diventa quasi più pericoloso non avere tutti quei parti? Allora non era il caso anche allora sempre stesso di far girare i medici in modo che nell'ospedale ci fosse sempre uno che comunque di parti ne avesse fatti tanti? Questa era la scelta. In Alto Adige, dove hanno meno problemi economici di noi, l'ospedale di San Candido, i parti dell'ospedale di San Candido hanno chiuso molto prima che chiudessimo Pieve di Cadore noi, e che noi ci dimentichiamo di queste questioni, e non l'hanno fatto perché gli mancavano le risorse, l'hanno fatto perché hanno fatto una programmazione che mettesse la salute del cittadino al centro, non l'interesse forse di qualche portatore di interesse anche locale che in quegli ospedali ci lavorava. Oggi sono impopolare ma non mi interessa, dico le cose che penso e dico le cose che credo servano a fare un passo in avanti a questa nazione, altrimenti noi continueremo a pretendere di avere risorse e poi di non essere in grado, autonomia o meno, di saperle declinare in maniera intelligente, perché dall'altra parte hanno tante risorse, possono anche permettersi di sbagliare 1, 2 o 3 volte, noi no, noi non possiamo permetterci di sbagliare, perché quando abbiamo sbagliato una volta destinando le risorse non abbiamo il piano B, e allora dobbiamo essere bravi. Siamo fortunati nella commissione che io presiedo e che ho l'onore di avere, con cui ho l'onore di avere e lavorare con Mara Bizzotto, perché su 21 membri 5 sono veneti. È la commissione che ha più membri veneti di tutto il Senato, probabilmente anche di tutta la Camera. Una serie di fattori, siamo io, Mara, il senatore Amidei di Rovigo, il segretario regionale del PD Martella e anche l'unica eletta dei Verdi e Sinistra Italiana che viene a sostituire il leader di Azione Calenda, che viene poco, e quindi abbiamo molta presenza di Aurora Floridia, che tra l'altro ci dà anche sempre un contributo. È suo l'emendamento al provvedimento che citava ieri, permette per riconoscere agli agricoltori i danni anche subiti da frane, non solo da grandine. Anche chi subisce una frana ha il diritto oggi di essere ristorato, e con questo decreto, e in montagna le frane qualche volta le abbiamo, ha la possibilità di averlo. Però torniamo al tema centrale, che è quello di avere una legge della montagna che ci serva. E per avere una legge della montagna che ci serva, questi incontri, Mario, sono fondamentali, perché l'ANCI fa un pacchetto di richieste, l'UNCEM fa un pacchetto di richieste, ma se noi riusciamo anche a caratterizzare qualcosa di veramente veneto all'interno di questa legge, e possiamo farlo perché abbiamo tanti veneti rompiscatole e tanti veneti anche in posizione di pressione importante, riusciamo a essere concreti. Sul lupo non ditelo a me, perché non so quanti di voi abbiano le vacche al pascolo, le capre al pascolo, io ce le ho. Quindi io subisco la pressione del lupo tutti i giorni. Ho scelto anche una razza di vacche, quella col pelo lungo, che forse mette un po' in difficoltà il lupo rispetto alle altre razze di vacche, però non posso pensare che tutti facciano la stessa scelta, perché qualcuno farà anche latte, io faccio solo carne e quindi posso permetterlo. Però quel tema lì ritorna al tema di prima. Se noi rappresentiamo un terzo e diciamo che il lupo va battuto, e qua dentro forse se abbiamo tutti contezza che un po' di gestione bisogna farla, se facciamo questo incontro in centro a Mestre non ci dà ragione nessuno, e non sono mica napoletani, romani,
africani, no, sono veneti come noi, ma se andiamo in centro a Verona e diciamo questa cosa ci tirano una testata, se andiamo in cima alla Lessinia dove sono massacrati dal lupo diventiamo idoli assoluti. Quindi non è che sia un'esigenza di tutto il territorio, è un'esigenza di chi come noi oggi riunito qua è comune montano del Veneto e si rende conto che il lupo, che è l'animale più intelligente, probabilmente più intelligente anche di tanti uomini, mi ci metto anch'io, è uno che va educato. Perché il lupo quando diventa confidente perde la sua selvaticità, diventa qualcuno che se ne frega di quello che fa l'uomo, perché sa che l'uomo non gli fa niente. Io parlando col più grande esperto di lupi d'Italia, Luigi Boitani, che ha scritto un libro meraviglioso che scrive Dalla parte del lupo, lui te lo dice con una chiarezza incredibile. Perché in Abruzzo il lupo non fa i danni e non è così tanto pericoloso come noi in Veneto? Ce lo siamo chiesti o no? Ci siamo chiesti perché l'orso marsicano è meno aggressivo dell'orso bruno? Sapete perché? Perché l'orso marsicano negli anni è stato educato a non avvicinarsi alle greggi e lo fa solo proprio quando non può più, perché ha paura dell'uomo. Giusto? Sbagliato? La natura così è. Se noi gli diamo confidenza al lupo, quello ce lo troviamo a mangiare nei cassonetti, un po' come i cinghiali in centro a Roma. Anche questa grande battaglia, sembra che non si accorga nessuno. Dobbiamo difendere il cinghiale. Sul cinghiale è più facile, sapete che è più facile? Perché il cinghiale fa schifo. Perché il cinghiale è brutto, è cattivo, lo mangiava Obelix, lo mangiava Asterix. Il lupo invece è l'animale, no? Poi parli del lupo, io anche i miei colleghi del mio partito, ma come Luca? Poi faccio una battuta, non se la prendono i miei amici di sinistra perché è solo una battuta. Ma tu proprio tu di destra, Roberto, sei contro il lupo è l'animale di destra per eccellenza, fiero, guida il branco, no? L'animale è, e io ho sempre spiegato a tutti che secondo me sì, il lupo, come gli uomini, è un animale, e è una battuta, è un animale di destra quando caccia l'alce, quando salta sopra l'orso, ma quando salta dentro un recinto di pecore, hai un assistenzialista da reddito di cittadinanza, non può essere di destra anche fa un lavoro del genere. Quello si prende la pecora di cittadinanza, su quello ne dobbiamo lavorare, sul lupo confidente. Se ce n'è troppi, come in qualsiasi attività, l'uomo è al centro dell'ambiente, se ne facciano una ragione i mangiatori delle rapre, se ne facciano una ragione, l'uomo deve essere al centro dell'ambiente. Come bioregolatore io mi auguro che tutti i provvedimenti che facciamo, non solo quello della montagna, facciano capire l'importanza di tenere l'uomo a vivere in montagna prima degli animali, perché l'uomo ci consente di avere in montagna quella manutenzione del territorio che consentirà alla Pianura di non lamentarsi ogni volta che piove, perché qualcuno avrà pulito i fiumi in montagna. Ma vi rendevo conto che noi dentro il Piave non possiamo andare a tirar via, non dico la ghiaia, ma neanche tutta la legna che si è accumulata, perché se no arriva qualcuno e ti dice che tu stai infrangendo la legge. Quando stai facendo un favore, primo atto fatto dal mio amico Carloni, presidente della Lega, dell'altra commissione alla Camera, è stata quella di poter dire agli agricoltori: se il tuo terreno finisce nel fiume, tu agricoltore puoi andare a prendere tutta la legna che c'è dentro. Dovrebbe essere una roba normale. Mio nonno, quando andava sui sentieri, tutti i rami che trovava non chiamava in comune. Adesso voi quanti avete di quelli che arrivano su dalla pianura vestiti con montura, serali su, che tutto l'anno stanno a mangiare insalatine, poi arriva in montagna e cammina sul sentiero e ti dice: sindaco, c'è un ramo che esce e mi arriva sul sentiero, tiralo via. Mio nonno andava a Funghi, Fungarolo numero 1, tant'è che lo chiamava l'orto, il posto dove andava a prendere i funghi, vuol dire che lui, secondo la sua idea, non seminava. Tornava giù con piede rame e la domanda è: ma nonno, ma non abbiamo bisogno di legno? Li intrigava. Adesso li facciamo in comune, cioè noi è anche culturale sto cambio che dobbiamo dare, ma se non incominciamo a farlo noi, Mario Tigete, sei sindaco di Treviso, no sindaco di Cavalzo, sei sindaco di Treviso, hai un ruolo di guida anche nei confronti non solo dei sindaci di tutto il Veneto, ma anche prenditi a cuore quella parte di montagna che altrimenti non avrebbe un piffero di rappresentante. Sì, abbiamo il nostro presidente che fate da Amanda Pellegla, provincia tutta montagna quella bellunese. Diamoci
la mano perché dobbiamo far passare messaggi diversi. Al passaggio di messaggi diversi corrisponderanno atti politici congrui. Fidatevi e fidatevi di noi. Se avete qualcosa da mettere in questa legge, noi andremo. Mara con la sua straordinaria diplomazia, io con l'impeto che avete visto a chiedere qualcosina in più. Intanto buon lavoro a tutti. Grazie onorevole, e per chiudere i saluti istituzionali e dare avvio ai lavori il Presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Grazie. Grazie a tutti, grazie Franco per l'ospitalità, grazie Luca per questo intervento, poi insomma un massimo esperto perché lui la montagna l'ha vissuta e l'ha amministrata e quindi credo che sia stata davvero una testimonianza importante. Io ci tengo a ringraziare ovviamente tutti i presenti, le autorità, tutti gli amministratori e i rappresentanti delle varie categorie. Fatemi ringraziare il direttore di ANCI Veneto, Carlo Rapicavoli, che è sempre quotidianamente a disposizione di tutti i sindaci. Fatemi ringraziare il Sommorio e tutto il personale di ANCI Veneto che si è dato da fare per organizzare questi stati generali di comuni montani questo venerdì e settimana scorsa dei comuni litorani di lago. È stato un altro momento di confronto molto importante dove abbiamo approfondito tematiche completamente diverse, cioè dalla gestione dei rifiuti della costa, e là si lamentava che da montagna viene su di tutto, voi altri vi lamentate che da pianura viene su di tutto, soprattutto persone col Moncler che rompe e va. Io sono uno di quelli, ma non rompo e va, giuro. Però ci tenevo anche a ribadire che quella degli stati generali dei comuni montani è stata fatta a Cimone, soprattutto a Tomezza del Cimone, soprattutto per merito del Cimone, del Monte Cimone, che è una delle mie montagne preferite. Però al di là delle battute è stata fatta qui perché è nato da un momento di confronto dove è stata buttata lì la proposta di parlare in modo specifico dei problemi della montagna. Però non vorrei che vi dimenticaste anche dei problemi del bilancio, dei segretari comunali, dei dipendenti, cioè tutti quei problemi extra che ha tutti i comuni veneti, ma li affrontiamo ovviamente in modo assolutamente collegiale. Abbiamo voluto creare questo momento proprio perché i protagonisti di questi stati generali devono essere gli amministratori dei comuni montani, perché chi meglio di voi conosce non solo i problemi ma anche le possibili soluzioni, perché la verità è qui. C'è la differenza tra i sindaci veneti e i sindaci del resto d'Italia, che noi qui non siamo soltanto concentrati sui problemi, ma siamo ingegnosi e studiamo anche le soluzioni, che devono trovare poi sponda da parte degli enti superiori. Devo dire che per quanto riguarda la regione, insomma, più fortunati di così non possiamo esserlo, ma devo dire che anche da parte del governo e dei nostri rappresentanti c'è grande sensibilità, attenzione, compatibilmente con i limiti e gli strumenti che hanno a disposizione, perché se noi oggi chiediamo a Mara Bizzotto e a Luca De Carlo di risolverci per esempio il problema della spesa corrente, loro mi dicono prenderemo nota, ma dopo inveciamo e dicono non saputo che fermo qua, siamo senza scherzo. 50 miliardi, ecco, 110. 150 miliardi. Però voglio dire, è fondamentale creare questo momento di confronto trasversale, orizzontale tra amministrazione e verticale con gli enti superiori. Ricordo che c'è un altro elemento che è Bruxelles, che ha un ruolo altrettanto importante per quanto riguarda il futuro delle nostre comunità, ma soprattutto, essendo questa la prima edizione, da questo momento deve nascere un momento di condivisione costante, cioè nel senso, da questa riunione non nascerà un documento che noi andremo a presentare sui vari tavoli, che poi tendenzialmente i documenti restano abbastanza inascoltati o parzialmente ascoltati. Da qui nascerà un momento costante di confronto. Il prossimo anno andremo in qualche altra località, magari ci sposteremo in provincia di Belluno, perché qua che si anche tanti bellunesi e che si anche qualche trevigiano, vedo Castelcucco, vedo Fregone, insomma c'è un movimento di sindaci che condivide le stesse problematiche e che ha voglia di continuare a incontrarsi periodicamente per costruire il futuro delle comunità montane attraverso la programmazione. Cioè vogliamo uscire dalle dinamiche emergenziali, cioè che avevo un problema,
lottare per risolvere il problema, ma vorremmo programmare il futuro di questi territori evitando i problemi, cioè conoscendoli e programmando anche la soluzione di quei problemi, uno su tutti, lo spopolamento. E l'altro problema che stiamo affrontando come ANCI, abbiamo già incontrato anche le associazioni di categoria, per esempio dei medici di base, è legato ai servizi che alle comunità montane noi riusciamo a garantire. E ovviamente qui dobbiamo dialogare con la regione, dobbiamo dialogare con tutti coloro che qualcosa di importante lo possono fare per questi territori. Però è fondamentale conoscerli, è fondamentale dare veramente voce a quei sindaci che nei problemi delle comunità montane ci vivono, lottano e costruiscono soluzioni, ed è per questo che abbiamo voluto davvero questa prima edizione, che non è un momento fine a se stesso, ma è l'inizio di un percorso, l'abbiamo voluto fare qui a Tonezza del Cimone, quindi grazie ancora per l'ospitalità. Ieri arrivo dall'Eco Forum, dove il comune di Treviso e il comune di Belluno sono stati premiati come i comuni più ricicloni d'Italia per quanto riguarda le città capoluogo. Però ovviamente Lega Ambiente, poi c'era la vicepresidente della regione Emilia Romagna, parlando di rifiuti, la prima cosa che ha fatto è stato un attacco ferocissimo all'autonomia differenziata. Io dovevo ancora intervenire, per fortuna, tant'è che la prima cosa che mi è balzata all'occhio è che tutta la mattina dell'Eco Forum parlavano di un'Italia a macchia di leopardo, no? Dove il Veneto ovviamente è la regione che ha maggiori comuni rifiuti free, che è virtuosissimo, ma dopo il Veneto c'è l'abisso e dopo comincia a arrivare qualche altro comune, e mi sono permesso semplicemente di far presente che questa situazione a macchia di leopardo c'è senza autonomia, e soprattutto ho voluto ricordare due cose. Uno, che l'autonomia è un'assunzione di responsabilità in più, cioè tutto quello che oggi noi facciamo lo dovremo fare ancora con più grande impegno, perché saremo chiamati a gestire con maggiore attenzione, sensibilità e conoscenza le risorse dei nostri territori. E due, sono rimasto molto stupito dalla vicepresidente della regione Emilia Romagna, che ovviamente ha detto che sarà tra le prime a sottoscrivere la petizione per cancellare, abrogare questa legge, fermo restando che il presidente Bonaccini aveva già sottoscritto 3 preintese e ha chiesto 16 materie quando era al governo, semplicemente per dimostrare a Zaia che tutto quello che stava facendo era inutile e che si poteva usare una strada più breve. Quindi delle contraddizioni che sono, secondo me, francamente dannose per il Paese e abbastanza rispettose. Io dico soltanto che l'autonomia possiamo essere d'accordo o contro, ma qui in Veneto quantomeno abbiamo avuto un mandato dei cittadini. Abbiamo avuto un mandato dei cittadini di lavorare in questa direzione. E credo che questo tipo di incontri, questi stati generali, vanno nella direzione dell'autonomia, nel senso che più ti avvicini ai territori e più puntuale puoi essere nelle risposte, più conosci i problemi e più efficaci possono essere le iniziative amministrative. Cioè dobbiamo uscire dalle dinamiche delle imposizioni che ci arrivano dall'alto, che talvolta facciamo fatica a capire, e dobbiamo cominciare a costruire una politica che parte dal basso, mettendo al centro davvero le persone e le sue esigenze, indipendentemente che vivano in montagna, in pianura o su un comune rivierasco. Quindi questo è l'obiettivo di ANCI, per dire che i comuni montani non sono da soli, ANCI si schiera totalmente al suo fianco nelle battaglie che decideranno di portare avanti e nelle modalità che decideranno di portare avanti, quindi noi siamo uno strumento a disposizione dei comuni montani, e con questo strumento noi pensiamo che si possa oggi intervenire per risolvere i problemi, domani lavorare per costruire una programmazione mirata a far crescere questi territori da un punto di vista non soltanto della qualità della vita, che è già alta, ma anche da un punto di vista della popolazione e delle opportunità che offre di sviluppo futuro. Grazie davvero, adesso lascio spazio alle tavole rotonde, che sono i momenti specifici di confronto. Ringrazio Maria Rosa Pavanello e Eric Pasqualon, che saranno i 2 relatori, saluto anche Elisa Venturini, che purtroppo ha avuto un problema all'ultimo momento e non è potuta essere presente, però abbiamo 2 relatori che sono di altissimo livello e che accompagneranno questi dialoghi e confronti da parte di sindaci e esperti. Grazie e buona mattinata a tutti. Grazie Presidente.
Presidente, e come detto appunto diamo via ai tavoli tematici. Il primo dal titolo Il ruolo delle unioni e comunità montane. Intervengono Ennio Vigne, Presidente di Unicem Veneto, Enrico Specchio della Direzione Enti Locali della Regione del Veneto, Roberto Padrin, Sindaco di Longarone, Presidente della Provincia di Belluno, modera Carlo Rappicavoli, Direttore di ANCI Veneto. Invito i relatori qui e grazie. Al via al primo tavolo. Allora, iniziamo subito. Già nei saluti istituzionali sono stati toccati tutti i temi. Fra quelli principali c'è quello dell'associazionismo, dell'unione dei comuni, per le difficoltà che i comuni hanno, che forse soltanto insieme riescono ad affrontare i temi. Allora abbiamo la possibilità di ascoltare dalla Regione, dall'Avvocato Specchio, la situazione attuale, le iniziative già svolte e quelle che sono contenute nel piano di riordino territoriale. Subito dopo poi Ennio Vigna, Presidente di Unicem, farà le sue considerazioni e chiude il Presidente della Provincia di Belluno, il Sindaco di Longarone, Roberto Padrini. Vi devo chiedere sintesi per i tempi, quindi 5 minuti ciascuno. Avvocato Enrico, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Sull'associazionismo, intanto ci tengo a precisare una cosa, che è un'affermazione dell'importanza che per l'amministrazione regionale hanno le unioni montane. Allora, a differenza delle unioni comuni, che sono un semplice, tra virgolette semplice, patto tra amministrazioni, quindi si costituiscono contrattualmente, possono avere una durata delimitata, possono sciogliersi, l'importanza dell'unione montana è in qualche modo obbligatoria perché ha come prima funzione, che non è scritta tra le famose funzioni associate di cui ha l'obbligo, che in realtà anno per anno viene rinviato, ha proprio la funzione di tutela della montagna, per cui le unioni montane sono per la Regione un interlocutore essenziale, proprio perché si prendono cura, hanno cura di un interesse, una funzione fondamentale, qual è quella della tutela della montagna. E questo è dimostrato anche da alcuni numeri, se andiamo a vedere, che abbiamo fotografato in occasione del nuovo PRT, il piano di riordino territoriale. Le unioni comuni in 10 anni siamo passati da circa 28 unioni comuni a 14 unioni comuni. Le unioni montane, comunità montane trasformate in unioni montane, invece sono rimaste, salvo una piccola eccezione, sono rimaste nello stesso numero. E abbiamo notato proprio nell'attività che ha portato all'approvazione del piano di riordino territoriale, abbiamo iniziato un'attività come state facendo voi adesso, cioè dialogando dal basso. Abbiamo fatto 23 workshop su tutto il territorio regionale, andando ad ascoltare tutti, abbiamo convocato tutti i sindaci, abbiamo ascoltato più di metà dei sindaci del Veneto, tutti i presidenti delle unioni di comuni e unioni montane, e quello che abbiamo notato proprio ragionando dal basso con gli amministratori, costruendo un piano di riordino costruito, ripeto, assieme agli amministratori, non imposto e calato dall'alto, è stata proprio la vivacità che abbiamo riscontrato nelle unioni montane, cioè gli amministratori delle unioni montane hanno dimostrato una consapevolezza del ruolo che hanno di tutela della montagna e dell'importanza anche di associare le funzioni fondamentali molto significativo, e su questo abbiamo lavorato. Abbiamo lavorato intanto ridisegnando i perimetri delle unioni montane stesse, quindi con il nuovo PRT abbiamo ridisegnato tutti i perimetri delle attuali unioni montane, ma facendo un ragionamento che è quello, visto anche la ristrettezza dei tempi, sul quale mi voglio soffermare, cioè lo faccio anche perché, tra virgolette, in questo momento sono anche commissario liquidatore della comunità montana Lessinia, che è l'unica che non si è trasformata in unione montana, e stiamo anche vivendo da vicino la fattispecie del commissariamento dell'unione montana della Valle del Boite. È il momento giusto, questo crediamo, per cominciare a ragionare sul dimensionamento delle unioni montane,
cioè sulle dimensioni. Perché? Perché spesso quando facciamo riunioni ci sentiamo dire giustamente che ci sono problematiche di personale, che ci sono problematiche di risorse finanziarie sulle quali come Regione possiamo arrivare, come sapete, fino a un certo punto. Possiamo fare un'azione ovviamente sinergica nei confronti delle autorità nazionali, ma questo tema richiede anche però come voi ci date un grido d'aiuto, noi vi diciamo aiutateci ad aiutarvi, cioè cominciamo a ragionare, e questo con il Presidente Vigni ne abbiamo parlato qualche tempo fa durante un CAM, cominciamo a ragionare sul dimensionamento delle unioni montane, cioè cominciamo a pensare che unioni montane troppo piccole, di qui a qualche anno, volenti o nolenti, non hanno futuro. Nel PRT abbiamo fatto anche uno studio di quello che è lo scenario da qui a 10 anni, di come alcuni comuni potranno arrivare a erogare in maniera efficiente o meno i servizi sul proprio territorio. Era uno studio finalizzato alle fusioni, che non è un tema di oggi, ma è uno studio che comunque aiuta a capire quali sono gli ambiti. Abbiamo costruito un ambito ottimale, che è quello degli ambiti territoriali sociali, verso il quale vorremmo che di qui ai prossimi anni i perimetri delle unioni, dei comuni e delle unioni montane arrivassero gradualmente a convergere. Quindi un tema su cui cominciare a riflettere necessariamente deve essere quello del dimensionamento delle unioni montane, cominciare a ragionare sulla geografia di queste unioni montane e laddove alcune unioni montane siano in difficoltà proprio per una dimensione troppo ristretta, cominciare a aprire un ragionamento su ampliare le proprie dimensioni, facendo anche dei ragionamenti di fusione con altre unioni montane che non devono sembrare un tabù o una bestemmia. Su questo, in sede di attuazione del biennio che ci diamo per dare attuazione al PRT, come amministrazione abbiamo messo a disposizione la società che ci ha seguito anche durante la fase di redazione del PRT proprio per essere a disposizione, incontrarvi, fare studi, analisi con voi per cercare di creare uno scenario di dimensionamento adeguato delle unioni montane. Questo aspetto già un po' l'abbiamo visto e questa è una strada che secondo me va seguita quando abbiamo cominciato a ragionare sulla distribuzione dei fondi FOSMIT. Come sapete, tra il 2023 e il 2024 i fondi FOSMIT assegnati al Veneto sono più che raddoppiati, stiamo parlando di circa 9 milioni di euro e per i prossimi anni, salvo contingentamenti, dovrebbe essere questa la cifra. Abbiamo cominciato incontrandovi come unioni a dire presentate progettualità FOSMIT di area vasta, cioè non cominciate a presentare progetti che riguardano un singolo comune dell'Unione, ma cominciate a ragionare su territori di area vasta, anche eventualmente aggregandoli assieme e presentando un progetto unico. Devo dire che nelle presentazioni di progetti FOSMIT 2024, quindi quelli che ci sono arrivati, abbiamo riscontrato un inizio di questo cammino che anche per la distribuzione dei prossimi fondi FOSMIT accentueremo ancora, perché proprio ragionare in tema di area vasta e di ambito ottimale vasto che via via porterà a concentrare tutta una serie di livelli di governance attorno all'ambito territoriale e sociale è quello scenario che il PRT ha delineato e sta delineando. Grazie. Allora, il tema del dimensionamento sicuramente è fondamentale. In linea da Presidente Unger ha seguito sin dall'inizio tutto il percorso anche di trasformazione delle comunità in unioni, quindi il suo punto di vista è molto importante. Prego. Parto intanto da un primo ragionamento. I comuni montani nel Veneto sono piccoli comuni e anche quelli di maggiori dimensioni nel parametro nazionale sono comuni piccoli. Quindi il futuro può essere solamente su due strade. Se per scelta un comune decide di andare alla fusione, altrimenti l'unica altra strada è quella di gestire i servizi attraverso le unioni montane. Non c'è una terza via. La situazione debitoria del Paese esclude la possibilità che qualcuno ci dia risorse e non sarà nemmeno l'autonomia che ci darà risorse, per qualche gusto, maggiori. Quindi per me la scelta è questa.
I comuni che lo decidono abbiamo dei percorsi virtuosi nelle zone di montagna che hanno scelto di fare le fusioni, il comune di Ungarone lo ha fatto, devono nascere dalla volontà degli amministratori e dalla volontà dei cittadini. Dall'altra parte le unioni montane che sono subentrate alle comunità montane entrano in un territorio e in una gestione che nasce nel 73, nel senso che sono enti che hanno una storia, un consolidato percorso di gestione nel territorio. La scelta intelligente, l'ho citato prima, è stata quando nel 2012 è partita quest'onda che le comunità montane hanno il male dell'Italia, la Regione Veneto ha scelto di fare una scelta intelligente, che poi il legislatore nazionale ha seguito per aspetti, dire le comunità montane diventano unione dei comuni montani, quindi con questo nuovo status giuridico, una gamba, la gestione delle deleghe della montagna date dalla Regione, e qui dobbiamo dire sempre con minori risorse, perché poi i problemi della montagna si scaricano anche a valle. Seconda gamba, quella delle gestioni associate, e su questo abbiamo esempi virtuosi un po' in tutto il Veneto, soprattutto nelle zone interamente montane, perché sappiamo che noi abbiamo questa particolarità di comuni interamente montani e comunque parzialmente montani, che quindi guardano anche alla pianura, perché in una valle è più facile ragionare, ci sono i confini fisici, e quindi lì i comuni ragionano assieme. L'altro aspetto, ha citato l'avvocato Specchio, l'obbligatorietà che abbiamo mantenuto nella legge di appartenenza a un'unione montana, perché il fallimento, secondo me, delle unioni in pianura deriva dal fatto che cambia il sindaco, litigo con il sindaco vicino, esco dall'unione. Il fatto che questo non sia possibile in un'unione montana ha fatto sì che i cambi di amministrazione vengano tranquillamente assorbiti negli anni, perché si punta alla gestione del territorio, e quindi non vedo alternative alle unioni montane. Abbiamo un aspetto: in alcuni territori, non molti, si può ragionare per quanto riguarda una diversa possibilità di gestire magari territori più ampi con un'unica unione montana. In altri territori no, perché sono valli piccole e separate. Quindi da questo punto di vista noi abbiamo bisogno, da un lato, che alcuni problemi formali ci vengano risolti, le regole identiche, unioni dei comuni montani, ci stanno strette, ma questo è un problema di legislatore nazionale, perché logicamente è una situazione completamente diversa. L'altro aspetto, ribadisco anche quanto ha detto prima il senatore De Carlo, il gratuito fine a se stesso non può esistere. Gli amministratori che gestiscono le unioni montane devono avere un riconoscimento, poi vanno a assumersi responsabilità maggiori e anche problematiche maggiori. Sappiamo che ci sono delle fasi intermedie in cui i servizi associati sono partiti grazie all'intervento della Regione. I bandi regionali che ci sono ogni anno, paradossalmente, negli ultimi anni abbiamo avuto risorse avanzate, non perché ci sia pigrizia da parte degli amministratori, perché abbiamo difficoltà a costruire dei servizi nel momento in cui io nella fase d'avvio ho costi maggiori. Sappiamo che poi la virtuosità avviene nelle fasi successive. Quindi anche su questo abbiamo bisogno che nei vari passaggi legislativi, anche nel discorso del TUEL, ci sia questo aggiustamento, perché alcune competenze, vediamo dove sono saltate le unioni montane, penso al discorso del Sindaco, le competenze sono passate alla provincia. Allora, la provincia di Belluno è interamente montana, provincia, penso a quella di Verona, a quella di Vicenza, hanno chiaramente un'attenzione diversa al territorio montano, perché sono soprattutto territori di pianura. Allora lì è penalizzare questi comuni nel momento in cui non c'è più un'unione montana che va a gestire. L'esempio del Fosmit è un esempio virtuoso, nel senso che la montagna veneta ha saputo fare una proposta alla regione di area vasta, utilizzando anche quello strumento, ma poi lo sentiremo, visto in due tavoli ci sono, dei galli montagna che rappresentano un punto di congiunzione importante fra i comuni di unioni montane e i livelli superiori. Dobbiamo saperli sfruttare, perché riusciamo a fare una pianificazione assolutamente importante. Quindi su questo gli amministratori devono abituarsi al fatto che mantenere l'entità comunale è indispensabile, però pensare che un comune, guarda Tomezza, 500 abitanti, riesca da solo a gestire i servizi come faceva una volta, diventa assolutamente impossibile. Quindi il ruolo delle unioni montane va in questa direzione. Abbiamo bisogno di lavorare assieme, lo facciamo con ANCI a livello regionale. Dico anche che il livello nazionale di ANCI è un livello ministeriale e quindi abbiamo il problema che quando le istanze che partono concrete dal Veneto arrivano a quel livello, chiaramente vengono trattate a livello assolutamente burocratico, e questo sicuramente ci va a penalizzare. Quindi mi fermo un attimo qui. Il percorso che diceva l'avvocato Specchio è quello di partire adesso con i territori, ma come sempre è stato fatto
lo ribadisco anche con la direzione degli enti locali, le proposte che il territorio ha fatto, che nascono nei confronti fra i sindaci e fra le unioni montane, sono state sempre condivise. E su questo abbiamo una regione che è assolutamente collaborativa. Lo ribadisco, guardate che in giro per l'Italia non succede così. Ci sono regioni che non parlano con ANCI, che non parlano con UNCE quando costruiscono i provvedimenti. Quindi facciamo tesoro di questo tipo di aspetto, iniziamo questo nuovo percorso, andremo nei territori, abbiamo questo fronte aperto della Lessinia, che è una ferita aperta, perché la Lessinia è un territorio di montagna vera che va risolto. Poi, è stato detto all'inizio, io sono preoccupato di una cosa, che si dia priorità alla revisione dell'inquadramento dei comuni di montagna, perché calcolate, è un tema che negli anni è stato affrontato più volte. Io in tutte le riunioni ho sempre visto un comune magari del livello più alto, dal punto di vista altimetrico, che dice, beh, io sono montagna, quello sotto non lo è. E capite che si arriva sempre a monte. C'era un vecchio amministratore del Cadore che riteneva che la montagna fosse solamente il Cadore, e ho detto, guarda che se parli con una provincia di Bolzano forse ti dice che la montagna è la loro, non la tua. Quindi questo passaggio è sì importante, ma non può essere il passaggio prioritario, se no rischiamo di iniziare a scontrarci fra di noi, fra i territori, mettendo in secondo piano quello che è più importante invece, avere provvedimenti per la montagna. Lo dico perché negli anni ho visto molti tentativi su questo, tentativi che hanno solamente diviso, non hanno aiutato. In questa fase forse è meglio tenerci l'attuale classificazione, portare a casa risultati sulla normativa e poi cercare di capire come possiamo andare a migliorare i provvedimenti. Grazie. Roberto Padrin, presidente della provincia, l'unica del Veneto interamente montana e una delle tre in Italia, ci porta l'esperienza da presidente e da sindaco e quello che potrebbe fare la provincia a fianco dei comuni montani. Prego Presidente. Quante cose sarebbero, ripeto, buongiorno a tutti, quante cose sarebbero veramente da dire. Intanto ringrazio Mario e Lanci che hanno avuto questa idea di metterci tutti attorno ad un tavolo ed affrontare queste tematiche, che sono tematiche estremamente interessanti e di attualità. Poi sono tornato qui a Tonezza quando fui chiamato dall'allora sindaco, che è qui in sala, per raccontare l'esperienza di Longarone e Castellavazzo della sua fusione e che non portò fortuna qui perché poi la fusione non riuscirono a farla. Beh, Ennio ha un po' spiegato chiaramente quali sono le strade, però io pongo un tema che è il tema forse che non dobbiamo sottovalutare, anzi due temi che mi preoccupano. Io sono un ottimista di natura. Abbiamo due grossi problemi: la disaffezione a fare gli amministratori. L'ultima elezione per me è stata sconvolgente. Nella nostra provincia di Belluno 31 comuni sono andati al voto e 15 avevano un'unica lista, compresa la mia. Non è un comune di 300 abitanti ma di oltre 5.000, e non è per colpa mia sicuramente, è che c'è una disaffezione totale. Questo preoccupa in prospettiva futura, cioè non ci sono più persone che vogliono assumersi responsabilità e si mettano a servizio dei cittadini. Secondo grande tema, non ci sono più dipendenti comunali. Guardate, io ho fatto un concorso l'altro giorno per un posto in amministrativo, hanno fatto la domanda in 13, si sono presentati in 5 e una sola ha passato lo scritto. Allora io dico, possiamo qui stare a parlare di tutto, e sono convinto che tutte le azioni che vengono fatte a livello normativo regionale, io condivido pienamente le parole che ha detto prima Ennio e tutti gli amministratori che sono intervenuti, ma guardate che se noi non troviamo chi sostiene le scelte politiche fatte dagli amministratori, non andiamo da nessuna parte. Io penso che saremo costretti a operazioni di fusione o di unioni, di più unioni montane, perché non ci sono più dipendenti. Nella revisione che con la Regione stiamo cercando di ragionare a livello di provincia di Belluno, quanti unioni montane abbiamo? Noi 12? Ennio? Sì, 9. Penso che siamo già a numeri quasi troppo alti, perché dobbiamo ragionare veramente di ampliare la sfera per cercare di offrire servizi sempre più efficienti che passano attraverso il lavoro di queste persone. Quindi questi due aspetti non li possiamo dimenticare in un ragionamento complessivo. In questo contesto poi si inserisce l'ente provincia, che è stato trasformato
primo grado, secondo grado, con tutta una serie di polemiche su una legge sicuramente sbagliata sotto tutti i punti di vista. Noi come provincia sosteniamo la nostra Unione Montana attraverso una convenzione che dobbiamo ancora rinnovare, però ho fatto un po' i conti: dal 2016 al 2023 la provincia di Belluno, utilizzando una parte dei soldi del demanio idrico che la Regione ci ha lasciato per circa 15 milioni all'anno, abbiamo distribuito oltre 18 milioni di euro da dare alle Unioni Montane, delle quali una buona parte non è stata ancora spesa e rendicontata, ma semplicemente per il motivo, secondo me, che non ci sono, torno al discorso di prima, chi fa tutte le rendicontazioni a livello amministrativo. Quindi penso che da questi tavoli, oltre ad un ragionamento politico di come vogliamo vedere il futuro del nostro territorio, dobbiamo porci queste problematiche e queste attenzioni. Allora, un altro tema che vi volevo dire: la fusione dei comuni è un tema che è a latere, però c'è. Io sono convinto, ma non perché io ho fatto la fusione di Longarone e Castellavazzo e perché la provincia di Belluno da questo punto un po' virtuosa è quella che ne ha fatte di più di tutto il Veneto. È un tema che va affrontato. Non dico che è la soluzione di tutti i mali, ma alla luce dei problemi che ci sono attuali di non trovare amministratori dipendenti, è obbligatorio che un'amministrazione la prenda e la valuti. Dopodiché, se non ci sono le condizioni per vari motivi, non è obbligatorio farla, ma in questo momento siamo chiamati responsabilmente a prenderla in considerazione in tutti i nostri territori, e la montagna vuole essere un esempio da questo punto di vista. Noi non possiamo sempre lamentarci che ci mancano le risorse, perché noi abbiamo anche la fortuna di avere i fondi di comuni di confine, che è vero in questo momento per l'intesa programmatica che è stata legiferata dal Parlamento riguardano solo spese di investimento, ma queste sono risorse che noi facciamo fatica oggi a spendere. Quindi una revisione anche dell'intesa programmatica, cercando di trasformare una parte di queste risorse in spesa corrente, potrebbe essere una soluzione fondamentale per migliorare i servizi e soprattutto venire incontro a quelli che sono i costi che la montagna ha nei confronti della pianura, perché è innegabile, questo non vuole essere un lamento, un pianto. Vivere in montagna costa di più e noi abbiamo bisogno di una legge sulla montagna che possa permettere a chi vive in montagna di vivere in maniera decisamente migliore e con costi inferiori. Altrimenti è chiaro che c'è lo scivolamento verso la pianura, è automatico perché non sta più in piedi il sistema, e noi quindi abbiamo l'obbligo e la richiesta forte di trovare degli strumenti normativi ed economici che possano permettere a chi vive in montagna di restare in montagna, altrimenti tutto quello che ci diciamo poi non ha fondamento, e la conseguenza di questo è che dalla montagna è più facile vivere. I nostri giovani fanno fatica a vivere a Belluno, che non è più tanta montagna, e vanno dove? A Treviso, Padova, Verona, perché c'è un altro mondo che offre maggiori opportunità, anche se noi non possiamo lamentarci, soprattutto dal punto di vista lavorativo, che penso abbiamo un tasso di disoccupazione più basso quasi di tutto l'intero paese, ma non basta il lavoro, serve anche altro che noi facciamo fatica a dare ai nostri giovani. Ripeto, sarebbe stato ore a parlarne, ma mi fermo qua. Grazie Carlo, grazie a tutti, grazie a Mario. È un'occasione che mi auguro venga ripetuta e che poi noi riusciamo a concretizzare veramente con un documento di richieste chiare, poche, non occorre che poche, ma realizzabili. Grazie. Grazie al relatore anche per il rispetto dei tempi. Grazie. Grazie dunque ai relatori del primo tavolo, e ci avviamo con il secondo, che tratta il tema dello spopolamento delle aree interne. Intervengono Franco Bertagnoli, proprio sindaco di Tonezza del Cimone, Elisa Maria Ferrari, sindaca di Crespadoro, Walter Caswalder, consigliere della provincia autonoma di Trento, Irene Gasparella, direttrice del GAL Montagna Vicentina. Modera Eric Pasqualon, vicepresidente di ANCI Veneto. Grazie. Buongiorno a tutti, tanto benvenuti
rispettare i tempi, saranno brevi, abbiamo già sforato di tanto, quindi per stare contenuti nei tempi ci diamo 5 minuti di intervento. Questo primo argomento riguarda lo spopolamento delle aree interne. Sapete meglio di me, è un fenomeno che riguarda in realtà tutta Italia, delle aree interne. Quando pensiamo al spopolamento pensiamo alle zone interne del sud principalmente, ma al nord vengono associati questi fenomeni soprattutto alle comunità montane. E qui abbiamo diversi sindaci, diversi relatori che tratteranno proprio di questo argomento, come non solo nelle comunità montane interne ci nasca meno e si invecchi di più, ma soprattutto di questo fenomeno della fuga dal territorio verso i servizi essenziali, principalmente sanitari, diciamo scolastici, ma anche di viabilità e di servizi in generale. Io quindi prima di tutto lascerei la parola al sindaco di Tonezza del Cimone, un comune, come diceva bene il sindaco che ci ospita, che ringraziamo, un comune di 507 abitanti, nella provincia di Vicenza che ci ospita, già il secondo mandato, ne è quindi eletto nel 2024 con un plebiscito dell'87% e quindi profondo conoscitore anche di quelle che sono le difficoltà di questo territorio e di uno spopolamento che è sempre più evidenti. Quali sono, sindaco, le strategie che i comuni devono adottare per arginare questo fenomeno sempre più evidente? Io sono sindaco di Tonezza e sono anche presidente di Unione Montana Alto Lastico. Le strategie che mettiamo in atto sono tante. Ne dico una così velocemente. Come Unione Montana abbiamo un progetto che si chiama Dal curare a prendersi cura, che è un progetto per cercare di tenere gli anziani sul proprio territorio, perché l'anziano, specialmente il montanaro, non vuole andare via dalla propria casa. Non è facile prendere una persona di 80 anni e dire tu domani mattina ti portiamo in un altro luogo, no? E allora questo progetto, che è un progetto ambizioso perché è un progetto che viene a costare quasi 5 milioni di euro, 700 siamo riusciti già a accaparrarli tra Regione, Gallia e altri enti, ma questo non è un progetto solo che va a mirare agli anziani, è un progetto che va a mirare ai giovani, perché l'anziano ricade sul giovane. Se noi diamo la possibilità, noi come Unione Montana, come comuni, siamo quelli che andiamo a gestire questo problema, cioè ci occupiamo noi delle persone anziane che sono a casa, il giovane può andare a lavorare e questo è un aiuto che vogliamo dare, nel senso che diamo l'aiuto all'anziano perché il giovane, la famiglia giovane possa andare a lavorare e avere più tempo lì altrimenti cosa succede? Che i giovani vanno via perché si devono portare via anche l'anziano. E questo dà una mano anche ai bambini per crescere nelle scuole. Noi come comune nostro, quello che cerchiamo di creare sono posti di lavoro. Qui abbiamo una base dell'aeronautica che abbiamo acquisito da poco, è una base che ci è stata passata dal demanio e qui abbiamo delle progettualità che possono arrivare dal fatto che si può fare una succursale di un'università, sui campi estivi universitari, possiamo andare a vedere se si può fare dei luoghi per recupero di minori. Abbiamo parlato poco tempo fa col sottosegretario Stellari, che conosco perché lavoravamo assieme anni fa, e gli ho detto guarda, studiamo qualcosa perché questo creerebbe anche la possibilità alle persone, ai ragazzi giovani di rimanere a Tonezza, lavorare lì, perché una volta che tu hai creato una struttura importante dai possibilità a lavorare magari a medici, a infermieri, a dottori e ad altre categorie. Io non voglio dilungarmi molto perché ho visto che i tempi sono andati avanti di ben po', però voglio dire, noi perché per tenere, come dicevo prima, le persone qui in montagna dobbiamo creare servizi, dobbiamo essere alla pari di quelli che abitano in città, perché altrimenti i ragazzi se ne vanno, se non vedono che hanno prospettive, che non hanno, vuol dire, delle soluzioni per loro,
logico, anch'io me ne sono andato a 18 anni a Tonezza, sono tornato, ne avevo 60, anche se voglio dire ho vissuto qua, ma il mio lavoro mi ha portato in giro per l'Italia. Però se io da giovane avessi avuto l'opportunità magari di crearmi qualche lavoro qui importante che interessava, che dava un futuro, sicuramente l'avrei fatto. Perciò l'amministrazione deve essere quella che crea posti di lavoro. Creare posti di lavoro e creare benessere e servizi. Questa è l'unica cosa che ci permette di tenere qua i nostri giovani. Grazie. Al sindaco Franco Bertagnoli, ora lascio la parola al sindaco del comune di Crespadoro, la sindaca Elisa Maria Ferrari, comune quello di Crespadoro di 1283 abitanti della provincia di Vicenza, situato nella Valle del Chiampo all'altezza di 363 metri sul livello del mare. Eletta nel 2021 e quindi insomma anche lei con già qualche anno di esperienza, sempre riguardante appunto la problematica appunto dello spopolamento, quali sono le strategie anche per il comune di Crespadoro e quali sono le richieste che come ANCI possiamo fare diciamo proprie per portarli ai tavoli nazionali. Allora, grazie. Volevo fare una precisazione perché altrimenti poi mi declassano. 393 sul livello del mare, però abbiamo frazioni insomma sui 900 metri e arriviamo fino ai 2000 metri, la sede insomma è sui 300. No, a parte la battuta, intanto volevo ringraziare Franco per l'ospitalità nel suo bellissimo territorio e al presidente ANCI Veneto Mario Conte per appunto l'organizzazione di questo importante evento. È sicuramente fondamentale per noi piccoli comuni, che quindi siamo comuni montani ma anche piccoli, 1200 dai 5000 giù, siamo considerati piccoli comuni, riuscire a portare le nostre istanze e soprattutto quali sono a livello pratico le problematicità e anche quali sono, secondo il nostro punto di vista, le probabili soluzioni. Scusate se mi giro perché volevo questa rappresentazione, mi porto avanti, grazie Irene. Quali sono le cause? Quali sono le cause che tutti noi conosciamo ovviamente? Lo spopolamento delle zone montane è un fatto intanto non solo italiano ma anche europeo, quindi con le nuove anche elezioni europee riusciremo a portare un problema che appunto non riguarda solo noi. Riscontriamo una crisi demografica generalizzata, meno figli rispetto a 50 anni fa, questo tutte le nostre famiglie lo riconoscono perché appunto mio padre, tutti quanti sappiamo come una volta si facevano più figli, adesso è molto più difficile andare sopra l'1 o 2 unità, le zone industriali lontane, nelle aree montane. L'esempio è quello che è successo nella Valle del Chiampo, dove è situato il mio comune. Cosa è successo? Che negli anni 60-70 tutte le persone si sono spostate verso valle, dove c'erano poli industriali, zone industriali importanti e quindi problemi di viabilità, difficilmente sono luoghi spesso difficilmente accessibili. Queste sono alcune delle problematicità. La cosa principale, quello che riscontro io quotidianamente parlando con le persone del perché scelgono o non scelgono di vivere in montagna, il focus principale è questo, i servizi. La mancanza di servizi nelle zone montane è la variante problematica più sentita dalle persone. Quindi questo cosa vuol dire? I livelli essenziali delle persone di cui hanno bisogno le persone che vivono in questi luoghi, quindi parliamo delle scuole, degli asili nido, delle attività economiche, i piccoli market che possono sostenere e aiutare la vita delle persone. Gli asili nido adesso stiamo cercando anche noi, ma prima Franco faceva degli esempi importanti legati agli anziani, ma anche le giovani famiglie, per farli rimanere sul territorio hanno bisogno semplicemente di servizi, asili nidi, scuole che possano funzionare, il trasporto scolastico che per le amministrazioni pubbliche è sempre più difficile sostenere
a livello economico. Prima il Presidente Pradelin faceva riferimento ai fondi ODI, quello che potevano essere utilizzati anche per le spese correnti. È esattamente questo il nostro problema, al di là di tutti i problemi che abbiamo sentito oggi della gestione del personale. Spesso in un comune di 1200 abitanti come il mio, dove i dipendenti sono 5, se voglio partecipare a un bando o me lo scrivo io o non riusciamo a partecipare a questi bandi, siamo messi in queste condizioni. Quindi le spese correnti, dove l'aumento dei prezzi, tutti quanti, anche i comuni grandi hanno queste problematiche, quindi figuriamoci paesi piccoli. Quindi, se andiamo avanti, abbiamo parlato spesso oggi della legge e questo penso sia il focus fondamentale, portare le nostre istanze, poi le vedremo in modo pragmatico, perché appunto le disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree montane deve partire da questo, dallo sviluppo socio-economico dei territori e la garanzia dei servizi pubblici. Questo è il focus principale. Come possiamo aiutare concretamente le persone che vivono in montagna? Si è parlato prima, però lo voglio veramente rimarcare perché è importante che questo venga riportato sia in regione che al Ministero. La differenziazione fiscale nei territori montani è una necessità del qui e ora, dell'adesso. Spopolamento, non abbiamo un problema, negli ultimi 2 anni non è che ci siamo accorti di avere questo problema, sono problemi che arrivano da un passato, però dobbiamo agire adesso per evitare conseguenze molto più gravi. L'abbandono degli immobili è un altro problema. Vediamo, anche salendo qui, non mi vuole volere, però anche nel mio comune è così, vendesi, affittasi, spesso case che magari avrebbero bisogno di una ristrutturazione, però le persone non hanno la capacità finanziaria di sostenere questa ristrutturazione per poi magari farli metterli in affitto e quindi un fondo per la residenzialità in montagna potrebbe essere una soluzione concreta. Abbiamo parlato appunto di autonomia differenziata e anche qui che possiamo interloquire con la regione per arrivare a delle specificità. Altri interventi che mi sono permessa esatto, la fiscalità locale degli enti, questo che si diceva. L'avevo sentito anche prima durante la presentazione iniziale, il gettito IMU pagato dai proprietari di immobili, perché non lasciare questo gettito, questo introito ai comuni montani che hanno difficoltà? Che questo potrebbe essere un intervento da portare al Ministero. E questi fondi potrebbero essere utilizzati ad esempio per le problematicità che dicevo prima, il trasporto pubblico, il trasporto per i bambini, per le scuole dell'obbligo, sono cose veramente concrete e non campate per aria. Si è parlato anche prima del dissesto idrogeologico, anche noi, ma tanti altri comuni hanno avuto seri problemi. E perché non utilizzare una percentuale della tariffa idrica da destinare alle unioni montani per interventi volti non all'emergenza, perché come si diceva prima arriviamo sempre all'emergenza, siamo bravissimi noi a gestire le emergenze in Italia, bravissimi. Se magari facciamo una programmazione prima potremo anche evitare queste emergenze e quindi manutentare l'assetto del territorio, che è fondamentale. E l'associazionismo, l'ho messo perché io sono una fervente volontaria ancora da quando ero piccolissima, ma anche perché ho riconosciuto da sindaco quanto le persone fanno i territori, quanto le persone adesso sono fondamentali per la nostra montagna. Senza associazioni, senza volontari noi non faremo niente. Io le mie bellissime idee sullo sviluppo turistico di Crespadoro, nell'Alta Valle del Chiampo, non potrei fare niente senza chi mi gestisce i sentieri e chi porta avanti questo genere di attività, che possono essere di aggregazione, ma anche le sagre. Sono momenti per la comunità molto importanti. E volevo chiudere con un'ultima frase che mi è piaciuta molto, che è il presidente Sergio Mattarella,
che sulla richiesta al governo appunto degli incentivi legati alla montagna diceva questo, la leggo perché non voglio sbagliare. Le finalità sono state individuate in modo puntuale, si tratta di fruizione di diritti, si tratta nell'interesse nazionale di predisporre incentivi utili a impedire un ulteriore spopolamento delle aree sensibili. Grazie. Comunicazione di servizio. Scusate, faccio una comunicazione di servizio, siccome i tempi vanno un po' a lunga, giù da basso c'è chi fa il caffè, se qualcuno scende non va a prendere un caffè, perché altrimenti... Adesso si spopola anche la sala, quindi abbiamo questo problema di spopolamento della sala. Allora velocemente andiamo con l'intervento successivo, passo la parola alla direttrice del GAL Irene Gasparella che rappresenta gli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati e quindi come elaborare e attuare delle strategie di sviluppo locale e partecipativo proprio per la crescita economica e sociale delle aree rurali. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti, porto i saluti del mio presidente che purtroppo per un imprevisto non è potuto essere presente e da parte del Consiglio di amministrazione. E ringrazio il sindaco di Tonezza per l'invito e ANCI perché il tema dello spopolamento è un tema molto caro al GAL ed è uno degli obiettivi che è stato assegnato al GAL per la programmazione 23-27. E quello che mi sento di dire a seguito appunto delle analisi che noi abbiamo operato, poi vi mostrerò alcuni dati per l'elaborazione del programma, è che secondo me noi siamo già in una situazione emergenziale sul tema spopolamento. I dati che abbiamo analizzato per preparare la strategia del Gran Montagna Vicentina con la programmazione 23-27 ci mostrano che le aree montane stanno subendo sempre di più un decremento demografico, un innalzamento degli indici vecchiai, abbiamo 217 anziani e 100 giovani e negli ultimi 5 anni complessivamente l'area del GAL si è spopolata del 3%. L'Unione Europea, che sostanzialmente all'inizio programmazione effettua un'analisi territoriale, ha evidenziato come l'80% del territorio europeo delle aree rurali è coperta e viene occupato solo del 30% dei cittadini. Quindi questo è anche un dato significativo sulla base del PIL ad esempio il meno 25% e anche il livello di istruzione inferiore al 19%. Sono dei dati sicuramente molto significativi sulla base dei quali ai GAL è stato assegnato l'obiettivo 8 della PAC di rivitalizzare le aree rurali, quindi di invertire lo spopolamento delle aree cercando di favorire la crescita di occupazione, posti di lavoro e l'aumento di servizi in queste aree. Tant'è che sulla base di tutto un percorso di concertazione che abbiamo fatto sul territorio sono stati individuati 2 temi fondamentali su cui noi lavoreremo e abbiamo già in pubblicazione un bando su questo e sono sostanzialmente la diversificazione, l'integrazione e l'innovazione dell'economia locale, l'inclusione e l'innovazione sociale e il miglioramento dei servizi per garantire la mobilità delle aree rurali. Concordo sull'importanza di elaborare delle progettualità sovraterritoriali, infatti come GAL abbiamo finanziato una parte del progetto da curare del prendersi cura dell'Unione Montana Alto Assico, che è una delle aree che si trova in una condizione socio-economica più svantaggiata rispetto ad altre aree del GAL. E le soluzioni che noi stiamo portando sono appunto interventi specifici per diversificare l'economia rurale, quindi avviare nuove imprese, favorire lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali extra-agricole nelle aree e anche dei servizi per la persona, per la popolazione, servizi culturali e ricreativi, se ne è parlato prima, per cercare di mantenere la residenzialità all'interno delle aree. Vi mostro solo alcuni dati. Comunque vedete c'è stata una variazione del meno 2,98% nel corso degli ultimi anni. Abbiamo alcuni comuni con dei trend negativi significativi, Laghi, Enego, Aste Basse, quindi i comuni diciamo più marginali, Pedemonte, la Val Brenta e la Val d'Astico. Questo è il tasso di spopolamento delle aree, dove il tasso è superiore al 6%, vediamo appunto i comuni
prettamente montani, tipo Enego, Laghi, Laste Basse e Pedemonte, e via via per avvicinarsi a un tasso positivo superiore al 0%, dove non c'è stato nel periodo appunto di riferimento alcuna variazione. Dal 2015 al 2021 sono aumentati anche i comuni con una densità abitativa inferiore a 150 abitanti, quindi siamo passati da 26 a 28 comuni. Abbiamo il 217,5% dell'indice vecchiaia, quindi 217 anziani ogni 100 giovani. L'età media è di 47 anni. Il 63% della popolazione si colloca nella fascia 15-64 anni, pari a 92.504 unità. Il 12% rappresenta bambini e ragazzi fino ai 14 anni e infine il 25% anziani oltre i 65 anni di età. C'è un alto indice vecchiaia nelle aree più marginali. E per quanto riguarda l'indice di dipendenza strutturale, quindi il carico sociale ed economico della popolazione non attiva su quella attiva, abbiamo 59,21 individui a carico ogni 100. I comuni più fragili che abbiamo rilevato a essere Valdastico, Pedemonte e Laghi. Anche l'indice di ricambio della popolazione attiva, quindi gli individui che escono dall'età lavorativa e coloro che vi sono appena entrati, è sensibilmente aumentato, siamo passati da un 122% nel 2006 a un 150%. Quindi, concludendo, i comuni totalmente montani sono quelli che risentono maggiormente dell'assenza di servizi e dotazioni infrastrutturali e di nuove attività produttive capaci di migliorare la resilienza del territorio. C'è un alto indice di vecchiaia nei comuni ad alto tasso di ruralità e quindi è necessario attivare delle strategie per attrarre giovani e lavoro. C'è un indice di dipendenza strutturale elevato, quindi è necessario attivare delle politiche di assistenza sociale e inclusione. C'è un peggioramento sociodemografico più marcato nei comuni totalmente montani e nell'area nord-occidentale del Galles. Le strategie del nostro programma sono quelle di creare delle collaborazioni tra enti e strutture pubbliche e private, offrire servizi per elevare il carico sociale e attrarre occupazione e giovani talenti nelle aree Galles. Infatti anche i bandi che adesso andranno in pubblicazione, l'obiettivo è quello anche di attrarre giovani all'interno di queste aree, quindi assegnando anche un punteggio significativo a quei giovani che in controtendenza vanno a risiedere e abitare questi territori. Grazie. Grazie per l'intervento, lo concludiamo questo primo tavolo tematico passando la parola a Gasbalder Walter, consigliere della provincia autonoma di Trento, che ci può dare un focus su quello che è la provincia autonoma di Trento e quale sia soprattutto il segreto della regione Trentino-Alto Adige, che risulta l'unica regione in cui i comuni montani non hanno perso popolazione. Innanzitutto grazie di cuore dell'invito, ringrazio il sindaco Bertagnoli e la presenza di tutti voi, ringrazio il presidente Tevanci, il sindaco di Treviso. Poi lasciatemi, anche perché lo conosco, portare il saluto a uno che credo dei più vecchi sindaci del Veneto, uno Scalzari, che lo vedo giù in fondo, e dopo un saluto al sindaco di Folgaria, che è il sindaco del nostro territorio. Devo dire che non è semplice per me venire a parlare per quanto riguarda la differenza tra una provincia autonoma che può legiferare e una regione Veneto che chiaramente non ha competenza. Vi ricordo qua, sarebbe da fare un excursus molto lungo, però velocemente qualche dato ve lo voglio dare. Innanzitutto io ricordo che fino al 19, perché noi siamo entrati in Italia nel 19, alla fine della guerra è il 18, però col trattato di San Germain, Trentino Alto Adige, che faceva parte dell'impero austro-ungarico, viene aggregato all'Italia. Devo dire che non c'è stato un referendum, è per quello che ci hanno dato anche l'autonomia, perché probabilmente, ma sicuramente se leggiamo la storia, il 99,9% sarebbe rimasto con l'impero austro-ungarico, col Tirolo. Devo dire anche per onore del vero che noi chiedevamo anche più autonomia rispetto all'impero austro-ungarico, perché da noi gli usi civici, le compostelle, le magnifiche comunità è una tradizione antichissima, nel senso che veramente il Trentino aveva una specifica proprio di autogoverno e di autoamministrare del proprio territorio, per cui è veramente una lunga storia. Dopodiché abbiamo avuto un'altra fortuna, che nel 1945, finita la guerra, il primo ministro, il Presidente del Consiglio di allora fu Alcide De Gasperi,
Nel 1946, trattato di pace a Parigi, viene sottoscritto il trattato di pace e c'è una postilla, ed è per quello che noi abbiamo una tutela per quanto riguarda l'autonomia, in cui un accordo di pace di Gasperi Gruber viene sancita praticamente l'autonomia a questa regione, perché allora ricordatevi che l'autonomia era regionale, per cui viene sancita. In effetti poi negli anni 60, sono molto veloce, negli anni 60 quando ci furono le indicazioni e attentati dinamitari, l'Austria, che era una potenza tutrice del Trentino Alto Adige, si appellò all'ONU e ci furono delle risoluzioni, perché qua ci fu un periodo veramente difficile. Nel 72 subentra il secondo statuto di autonomia, praticamente le due province di Trento e Bolzano vengono date tutte le competenze che inizialmente era della regione. Noi attualmente abbiamo esattamente 169 norme di attuazione. Le norme di attuazione sono praticamente le leggi di poter autogovernarci. La provincia autonoma di Trento e di Bolzano hanno potestà legislativa. Detto questo, perché qua la storia veramente sarebbe molto lunga e sarebbe interessante da raccontarvi, ricordo che una delle prime leggi della montagna è del 1998, la numero 17, e la leggo perché è interessante, perché poi i temi che sono stati affrontati quest'oggi. No? Le finalità dell'articolo 1 è: la provincia autonoma di Trento, in armonia con le disposizioni comunitarie e statali, promuove nelle zone montane caratterizzate da marginalità socio-economica la valorizzazione delle attività economiche, lo sviluppo sociale e la salvaguardia delle identità culturali delle popolazioni locali, nonché la conservazione e la tutela dell'ambiente. 2. Gli interventi previsti dalla presente legge perseguono in particolare i seguenti obiettivi. 1. Contenere il spopolamento delle zone montane, che è quello che è stato detto. Sta di fatto che, come giustamente diceva il Presidente Cremiano, che il Trentino Alto Adige è l'unica comunità che ha addirittura aumentato. Noi siamo più 1,6 rispetto alla popolazione residente, mentre tutte le altre regioni hanno perso via via popolazione, perché chiaramente noi attraverso questa legge riusciamo anche a tutelare e a mantenere i servizi, come diceva la sindaca, nel senso asili nido, asilo e quant'altro, e noi riusciamo a gestirli e a dare la possibilità che anche in montagna ci sia questo tipo di servizio. Per cui il punto era contenere lo spopolamento delle montagne. 2. Garantire servizi qualitativamente e quantitativamente adeguati. 3. Ridurre la diseconomia che penalizzano le attività economiche esistenti nelle zone montane. D. Di cercare di favorire l'equilibrio fra sviluppo economico ed esigenze ambientali e mantenere in vita la tradizione e il patrimonio culturale esistente anche attraverso il recupero di forme di cultura materiale. F. Favorire le attività economiche tradizionali legate all'ambiente, incentivando l'impegno dei prodotti agricoli e forestali locali, in particolare del legno. 3. La provincia si attiene nell'attuazione della presente legge al principio di sussidiarietà, la sussidiarietà famosa, di lasciare all'ente inferiore la possibilità di legiferare non sempre il superiore che poi detta le leggi, in base al quale la programmazione e la gestione degli interventi spetta in quanto possibile a livello istituzionale più vicino agli interessi locali, cioè alle nostre amministrazioni comunali. Gli obiettivi di quel Comune 2 sono realizzati prioritariamente mediante azioni organiche capaci di costruire sinergie intersettoriali. Devo dire che noi chiaramente abbiamo da una parte la possibilità di legiferare, dall'altra parte abbiamo anche la possibilità economica. Anche qua vi do alcuni accenni. Per quanto riguarda l'economia e per quanto riguarda le risorse, lo Statuto di autonomia prevederebbe che il 90% delle risorse recuperate in Trentino, cioè l'IRPEF, l'IVA, le accise e quant'altro, dovrebbero entrare nelle casse del Trentino e del Sudtirolo e di Bolzano. Attualmente non è così, perché anche noi nel 2014 abbiamo fatto un patto di garanzia con lo Stato italiano e attualmente riceviamo circa il 72% di quello che paghiamo. Per dir cosa che in effetti noi paghiamo 100 e riceviamo il 72, perché anche noi insomma diamo l'aiuto allo Stato per quanto riguarda il rientro del debito pubblico di 500 milioni in Trentino e 500 milioni Alto Adige. Esattamente tra Trento e Bolzano circa 1 miliardo lasciamo nelle casse dello Stato italiano per rientrare del debito pubblico, che a me sembra che non rientri mai, perché questa è un'altra partita fuori. Detto questo, è stato parlato per quanto riguarda la possibilità di vivere in montagna. Io una proposta concreta la faccio subito, non so se ci sono ancora gli onorevoli. Io credo che si potrebbe probabilmente cercare attraverso una norma di sgravare la tassazione delle attività economiche di montagna, cioè piccoli negozi, gli idraulici, tutta la famiglia cooperativa, dare la possibilità
con una tassazione agevolata di poter effettivamente fare questo tipo di servizio. Questa è una competenza che noi stiamo chiedendo da moltissimi anni, lo Stato sta nicchiando, perché chiaramente noi, se avessimo anche la competenza per quanto riguarda la fiscalità, saremo in grado anche di equilibrarla, nel senso che se noi un anno funziona bene il turismo, magari aumentiamo di un punto la tassazione del turismo e sgraviamo magari quell'anno l'agricoltura è in difficoltà, sgraviamo di un paio di punti l'agricoltura, per cui si potrebbe avere, avendo la norma fiscale, anche cercare di equilibrare, di sgravare, di aumentare di qualcosettina per far sì che poi il bilancio abbia le risorse, però cercando di sgravare o aggravare quelli che in quel momento funzionano meglio o funzionano di meno. Lo Stato però, per quanto riguarda questa delega, devo dire c'è qualche difficoltà, però noi da trentini, vi ricordo, qualcuno l'ha detto qua, non so se era il Presidente, che avere le competenze dello Stato italiano non è semplice, perché tutti gli Stati, non solo quello italiano, cercano sempre di accentrare. Noi esattamente sono più di 50 anni che stiamo chiaramente discutendo con lo Stato per avere varie deleghe. Come facciamo a avere le deleghe? Questa è una cosa molto particolare per quanto riguarda la nostra regione. Noi c'è una commissione che si chiama Commissione dei 12. Questa commissione è formata da 6 trentini altoatesini e 6 dello Stato italiano. Quando si va a discutere, ad esempio, non so, le ultime competenze sono state le competenze sui tribunali, si discute con il Ministro, se poi si arriva alla conclusione, l'iter arriva alla conclusione, la norma viene portata al Consiglio dei Ministri e automaticamente diventa legge. Questo devo dire, lo dico anche, che è una procedura molto semplice e che supera anche il Consiglio provinciale e regionale, che alle volte magari discuterebbe o alle volte magari metterebbe in difficoltà queste norme. È una cosa molto particolare che era stata stipulata ancora prima del 72 attraverso la Commissione 19, e questo ci dà la possibilità di avere tutte queste competenze, per cui noi onestamente abbiamo la possibilità, attraverso i 2 consigli di Trento e di Bolzano, di poter legiferare su tutte le materie. Non possiamo chiaramente battere moneta, ma non lo batte più neanche lo Stato italiano. La questione per quanto riguarda la difesa, e se no tutte le altre materie, a parte la fiscalità, che stiamo cercando di portare a casa, abbiamo la possibilità di poter effettivamente legiferare. E questo ci dà chiaramente la possibilità di dare un aiuto alla montagna. Perché quando facciamo una legge, ad esempio, sugli asili o sulla scuola, all'interno di quella legge mettiamo anche dei provvedimenti o dei elementi particolari per far sì che i servizi che ha la città di Trento o la città di Rovereto possano essere chiaramente portati anche nei comuni più piccoli. E questo ci ha dato la possibilità, insomma, di far sopravvivere la montagna. Dopodiché devo dire che per quanto l'edilizia pubblica, anche qua abbiamo fatto degli esperimenti, ad esempio Luserna, che voi conoscete, insomma, si vede dall'altra parte. C'erano delle casette, non mi ricordo se erano 4, 5 o 6 appartamenti, l'abbiamo date a titolo gratuito. Devo dire che sono venute anche delle persone qua della zona qua vostra, si stanno trovando bene per far cosa? Per cercare di ripopolare la montagna. Abbiamo fatto una legge dando dei contributi, sempre chiaramente dentro determinati parametri, per le famiglie giovani, che hanno ricevuto un contributo di 2.500 euro per 3 anni, appunto per potersi insediare in montagna. Però è chiaro che in Trentino, avendo questa possibilità, la montagna, devo dire, insomma, sta vivendo, infatti dalle statistiche che abbiamo in mano, noi abbiamo un incremento del 1,6%, che è un incremento minimo, però almeno non viene, dall'altra parte chiaramente non si spopola. Anche qua, come Consiglio provinciale, devo dire che qua il ragionamento di differenziazione lo facciamo, perché se noi prendiamo la Valle di Fiemme, la Valle di Fassa, Campiglio e quant'altro, quelle sono zone molto ricche perché hanno un turismo veramente di altissima qualità, per cui quelle zone non hanno grossi problemi né per quanto riguarda il lavoro né per quanto riguarda i servizi. Però se prendo la Valarsa, se prendo la Val di Cembro o qualche valle che ha meno chiaramente possibilità dal punto di vista turistico, è chiaro che quella va incentivata e va aiutata. E attraverso la nostra autonomia, io non mi permetto più di tanto, però vi assicuro, insomma, che quando leggo sull'autonomia differenziata quello che sta succedendo a livello nazionale, qualche punto di domanda me lo faccio, perché io credo che come diceva prima il Presidente ANCI del Veneto, l'autonomia vuol dire responsabilità. Io ricordo sempre quello che diceva il buon De Gasperi diceva: l'autonomia vivrà fin quando farà meglio e spenderà meno dello Stato nazionale, per cui l'autonomia
vuol dire responsabilità da una parte, capacità di spesa e anche capacità di spendere meno. Per cui io credo che, non voglio entrare nel polemico quant'altro, l'autonomia differenziata su determinati argomenti io credo che sia veramente importante. Dopodiché facciamo una cassa di compensazione a livello nazionale perché tutti vanno aiutati. Noi, come dicevo prima, ci mettiamo 1 miliardo l'anno tra noi e Bolzano, perché chiaramente bisogna aiutare tutti, però io credo che attraverso l'autonomia diamo la possibilità a tutti anche di fare. Non è possibile che ci siano dei territori, io mi riferisco al Veneto perché vengo spesso nel Veneto, nel senso che correvo nelle macchine da rally e devo dire che la patria dei rally è il Veneto, no? Per cui avevo un meccanico qua di Schio e devo dire che io sono sempre stato veramente impressionato dalla laboriosità e dall'operatività dei veneti, perché ogni officina, ogni garage c'era un'officina, per cui siete un esempio anche dal punto di vista proprio del lavoro, anche da parte nostra, insomma, vi ammiriamo. Per cui devo dire che insomma, per me personalmente l'autonomia ci ha dato la possibilità alla nostra regione. Ricordo sempre che all'indomani della seconda guerra mondiale il territorio più povero a livello nazionale ed europeo era il Trentino Alto Adige. Attualmente, se andiamo a vedere i parametri della qualità dei servizi della vita, del Trentino Alto Adige è sempre tra i primi posti, non solo in nazionale ma anche a livello europeo. Per cui questo è quello che ci ha portato noi l'autonomia. Grazie al consigliere Walter Del Valle, consigliere della Provincia Autonoma di Trento, che ci ha fatto anche capire quanto possa essere importante che per il Veneto l'autonomia. Ringrazio tutti i relatori, Franco Bertagnoli, sindaco di Tonenza del Cimone, sindaco di Crespadoro, Elisa Maria Ferrari e la direttrice del Galli Montagna Vicentina, Irene Casparella. Grazie ancora. Rimane come moderatore Eric Pasqualon, vicepresidente di ANCI Veneto, e intervengono per parlare di fragilità ed ecosistemi montani Claudia Centomo, geologa, Dario Zampieri, studioso della natura fisica prealpina, e Moreno Marsetti, sindaco di Malo. Grazie. Allora diamo inizio a questo secondo tavolo tematico parlando di ecosistemi. Quando parliamo di ecosistemi montani parliamo e ci viene in mente subito la bellezza di cosa vogliono dire fauna, flora e dell'ecosistema montano in generale, ma quando lo associamo a quello della montagna chiaramente parliamo degli ecosistemi che sono forse i più fragili e anche vulnerabili di tutti gli ecosistemi presenti. Quindi affrontiamo subito questa tematica con Dario Zampieri, studioso della natura fisica prealpina, a cui passo la parola. Sì, buongiorno a tutti, anch'io al volo ringrazio le autorità per l'organizzazione di questa giornata e anche il pubblico presente. Andrò velocissimo perché il tempo è tiranno. Chiaramente il territorio montano ha delle sue caratteristiche fisiche completamente diverse da quelle della pianura, quindi anche i problemi sono diversi. Allora, non soltanto le zone di montagna, del Veneto in particolare, ma tutta l'umanità, diciamo, sta vivendo qualcosa che non è mai accaduto. Mi riferisco al cambiamento climatico, che pone dei problemi in particolare per quanto riguarda la montagna, riguarda un tema che ho visto che è in agenda, cioè quello delle Olimpiadi invernali. Allora, però se questo cambiamento climatico, che sembra inarrestabile, presenta degli svantaggi per la montagna, presenta anche delle opportunità. Parlerò quindi prima degli svantaggi che stanno già creando dei problemi dal punto di vista economico alla montagna e poi parlerò delle opportunità, dei vantaggi, quindi cercando di terminare con una nota positiva. Allora, come sapete,
tutta l'umanità sta vivendo probabilmente il più grande rischio tra i vari rischi che possono esistere, in quanto le concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera aumentano di anno in anno, anziché diminuire come stabilito dagli accordi di Parigi del 2015, continua ad aumentare la CO2 e in particolare abbiamo, questo a causa dell'uso dei combustibili fossili, abbiamo scombinato in particolare negli ultimi 70 anni completamente il ciclo del carbonio, estraendo i combustibili fossili dal sottosuolo e bocciandoli e cambiando la composizione chimica dell'atmosfera. Ora sapete che attualmente la concentrazione ha un valore di 425 parti per milione, sembra una cosa piccolissima, invece è una cosa enorme, perché per trovare concentrazioni simili in atmosfera per cause naturali ovviamente non c'era i cambiamenti climatici sono sempre esistiti ovviamente, non c'era ancora Homo sapiens, però per trovare concentrazioni simili bisogna andare indietro di almeno 3 milioni di anni nel Pliocene medio. Qual è il problema? Primo, che non c'era l'umanità con le infrastrutture che la civiltà ha permesso di creare. Secondo, che il livello dei mari era di parecchie decine di metri più elevato dell'attuale. E per quanto riguarda la criosfera, cioè i ghiacci, la concentrazione da non superare dovrebbe essere di 350 parti per milione. Noi adesso siamo a 425 parti per milione e aumenta di anno in anno, perché continuiamo a usare i combustibili fossili. Nel mondo circa l'80% dell'energia primaria che consumiamo deriva dai combustibili fossili. Allora, problema neve, quindi avete già capito. Allora, uno degli effetti più evidenti a tutti del cambiamento climatico è che innescato, provocato dall'uomo e che probabilmente mai si è verificato con una tale velocità da quello che sappiamo della storia geologica del passato. L'effetto più evidente è l'aumento dell'intensità, della frequenza e della durata degli eventi estremi. Basta guardare un qualsiasi telegiornale, la cronaca e insomma è inutile commentarlo. E quindi abbiamo visto come gli inverni sono sempre più tardivi, sempre più ridotti di durata. Qualcuno obietta, beh, ma quest'anno sono caduti alcuni metri di neve sulle nostre montagne. Questo è vero, c'è stato un rapporto recentemente mostrato dalla provincia autonoma di Trento che ha mostrato appunto come sui ghiacciai dell'Amello, della Presanella, eccetera, ci sono parecchi metri di neve fresca. Però non dobbiamo fare l'errore di cadere nella trappola di confondere la meteorologia con la climatologia. Perché se noi diciamo, sì è vero, quest'anno la primavera è stata molto umida, piovosa in pianura e con nevicate abbondanti in montagna, stiamo parlando di cronaca meteorologica. La climatologia invece si misura nell'arco di 30 anni, quindi misura le tendenze, i trend. Ora, siccome c'è una certa variabilità naturale, sono fenomeni molto complessi, ci può essere l'anno particolarmente caldo, siccitoso, o l'anno particolarmente freddo, umido e piovoso. Ma questo, se lo confronto con appunto una media trentennale, non significa alcunché. O meglio, è un bene che sia caduta la neve in montagna, perché questa neve si fonde e va a rimpinguare le falde acquifere sotterranee e quindi le sorgenti, e l'acqua sappiamo che è una componente fondamentale anche per i territori montani. Il problema è che non dura la neve. Abbiamo visto tutte le impressionanti immagini del getto della cascata al di sopra del paese di Cogne. Quello è stato dovuto al fatto che era caduta parecchia neve in montagna, nel circolo glaciale sovrastante, e con la pioggia si è sciolta improvvisamente questa massa di neve e ha provocato quello che tutti conosciamo. Quindi non confondere la meteorologia con la climatologia. Ora c'è un consenso scientifico a livello mondiale sul fatto che il cambiamento climatico è un enorme pericolo per l'umanità, perché quello che chiamiamo civiltà si è sviluppata a partire da circa 9.000 anni fa, quando
a partire dalla fine dell'ultima glaciazione, circa 12.000 anni fa, il livello del mare ha cominciato a salire rapidamente, poi verso i 9.000 anni si è stabilizzato intorno a più 60 metri e in quel momento Homo sapiens passa dall'attività di raccolta e caccia all'attività stanziale e quindi allevamento, pastorizia e così via, no? E da lì in poi i paesi, i villaggi, le città e quindi tutte le infrastrutture che abbiamo costruito sono tutte tarate su un certo livello del mare. Adesso il livello del mare sta crescendo e pare che non ci sia verso di fermarlo. Comunque, per quanto riguarda la neve, temo che investire sul rifacimento di strutture per lo sci alpino sia a mio avviso un grosso errore e sia comunque anche dal punto di vista economico, perché non può funzionare con questa premessa che ho appena fatto. Abbiamo visto per esempio tutte le Olimpiadi invernali di Pechino nel 2022, era un paesaggio sconfortante, la neve era totalmente artificiale in un paesaggio verde e quindi ecco, trovo per esempio surreale il dibattito che c'è tra il Veneto e la provincia autonoma di Trento riguardo alla contesa sul rifacimento di una funivia sulla Marmolada. Bene, i miei colleghi dell'Università di Padova che da 30 anni studiano lo stato di salute dei ghiacciai del Trentino Alto Adige affermano che il ghiacciaio della Marmolada fra 20 anni non esisterà più e forse anche prima, forse anche 15, non esisterà più. Ora si può far finta, non credere alla scienza, dire che tutti si sbagliano, gli scienziati si sbagliano, però insomma chi fa questo tipo di affermazioni se ne deve assumere le responsabilità, perché la responsabilità è enorme. Allora, quindi, per concludere, o meglio, per concludere per quanto riguarda i problemi di natura fisica del territorio montano, ricordo le frane, perché gli eventi meteorologici estremi innescano le frane o riattivano le frane già avvenute e a questo proposito guardavo proprio oggi salendo in auto da Siero, c'è una notevole situazione di pericolo lungo la strada, in particolare lungo le ultime gallerie della strada che sale a Tonezza. Spero che qualcuno ci ragioni sopra. Un altro rischio, e a questo proposito raccomando di mantenere attiva una viabilità alternativa, perché da un momento per l'altro potrebbe interrompersi la viabilità che porta al paese di Tonezza. Un altro problema che ha la montagna è quello della disponibilità di acqua delle sorgenti. Qui siamo in un territorio carsico, le montagne sono formate di carbonati, di calcari e quindi se ci sarà un periodo di siccità acuta, le sorgenti chiaramente vanno in secco e quindi questo sarebbe un enorme problema, quindi bisogna studiare in particolar modo anche questo aspetto. Vengo ai vantaggi, per concludere un po' con una nota positiva. Allora, non c'è dubbio che la qualità, dal punto di vista ambientale, la qualità della vita in montagna è superiore rispetto a quella della pianura. Sappiamo tutti che la pianura padana è una delle aree forse la più in Europa, la più inquinata per quanto riguarda la qualità dell'aria, polveri sottili, ultrasottili, eccetera. E quindi la montagna offre aria buona, acqua buona, perché non bisogna dimenticare che le falde di pianura, che poi sono ricaricate dalle acque che cadono in montagna o la neve di diffusione, le acque di pianura sono quasi tutte più o meno compromesse e quindi l'acqua potabile che viene servita è tutta filtrata, potabilizzata, ormai sta scomparendo l'acqua potabile in pianura. Quindi e questo è un aspetto positivo per la montagna, no? Avere acqua buona, non interessata da pesticidi. Un altro aspetto, quando c'è stata la pandemia, il lockdown per la pandemia, io ho vissuto veramente con angoscia il divieto di allontanarsi di più di 200 metri da casa, perché dovevo uscire per una certa cosa e quindi mi sono guardato
mi guardavo a destra e a sinistra nel timore che qualcuno telefonasse alla polizia e mi denunciasse, e ho pensato, non ho potuto fare meno di pensare alla fortuna che hanno chi vive in montagna, insomma, che può uscire di casa e andarsi a fare una passeggiata nel bosco. Quindi non c'è dubbio che per conto mio la montagna avrà degli svantaggi, abbiamo visto quali sono, no? Cioè, alla fine il destino inevitabile dello sci alpino, e per contro ha dei notevolissimi vantaggi rispetto alle aree di pianura, sono quelli che ho descritti: aria buona, acqua buona, possibilità di andare a fare passeggiate, e spero che si riesca veramente ad attirare i giovani a vivere in montagna. Tra l'altro, ecco, una cosa importantissima, e concludo, io stesso, ma anche conosco molti persone di Vicenza che sono ormai in pensione, che stanno meditando di andare a vivere in montagna, perché il clima nelle città sarà sempre peggio, cioè le estati saranno sempre più afose, e quindi è inevitabile rivolgersi alla montagna, e quindi credo che ci sarà una rivalutazione degli immobili, e questo innescherà tutto un sistema economico per tutti i servizi che servono, di artigianato, idraulici, elettricisti, eccetera, per ristrutturare o fare nuove case. Credo che questo sia il futuro: accogliere i migranti dalla pianura, scacciati dalla pianura, dal caldo estivo sempre più insopportabile, e che inevitabilmente si rivolgeranno alla montagna. Grazie, concluso. Grazie a Dario Zampini, studioso della natura fisica e prealpina. Ora lascio la parola a Claudia Centomo, geologa, che quindi monitora e studia il territorio con una problematica aggiunta rispetto a questo, cioè un territorio, un clima che è in continua evoluzione, quindi con difficoltà anche nel trovare e provare a intercettare anche i rischi per la popolazione, che sono sempre maggiori, soprattutto in determinate aree. Pronto? Sì. Buongiorno a tutti voi. Allora, io sono un geologo di campo, cioè nel senso che proprio lavoro con il territorio, sono libera professionista, e quindi diciamo che il territorio è il mio ambito lavorativo. Faccio una premessa: un geologo è un po' come il medico. Il medico ha il paziente e cura il paziente. Il nostro paziente è il territorio. Così come il medico conosce il corpo umano, noi geologi conosciamo il territorio. Ne conosciamo la fragilità, perché l'abbiamo studiata, e sappiamo quindi già in partenza quali sono gli aspetti fragili di un territorio. E anche l'approccio metodologico è lo stesso: il medico dà delle medicine, cura, anche noi curiamo, però oltre a curare diamo anche consigli, così come lo fa il medico, solo che il medico è più ascoltato. Sicuramente in questi ultimi anni, purtroppo, grazie anche a tutti questi eventi calamitosi, il peso del geologo è diventato importante, ma non ancora abbastanza. Perché se sono cambiate alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti, alcune soluzioni tecniche che si inseriscono nel territorio, soprattutto nel territorio montano estremamente fragile, c'è ancora un pregresso da risanare, e purtroppo io vi devo dire la verità che il pregresso incide tantissimo. A quest'anno penso che tutti voi amministratori avete avuto modo di conoscere qual è la gravità del vostro territorio e qual è la fragilità. Io che ho fatto sopralluoghi, qui ci sono molti sindaci che conosco, ho fatto diversi sopralluoghi in frane e dissesti, vi posso assicurare che oltre il 50% dei dissesti avvenuti non si sono verificati proprio in aree fragili, cioè soggette a dissesto, ma in aree che in teoria erano anche stabili, ma in cui i fenomeni franosi si sono innescati per comportamenti umani sbagliati, per costruzioni, per il costruito. Ovviamente la parte più importante, e ne hanno parlato tanto i giornali, io non mi dilungherò su questo, è il fatto che l'attuale reticolo idrografico di montagna non è assolutamente sufficiente a smaltire la mole d'acqua e di precipitazioni che si avverano. Però dopo un altro problema
frane sulle strade, perché il problema, poi vi farò vedere con delle slide, sono legate ad una cattiva regimazione delle acque. Quindi devo dire che la mancanza di stradini influisce molto, e noi potremo anche ringraziare noi geologi al fatto che la figura dello stradino o non c'è più o è insomma diminuito di numero, però insomma diciamo che adesso ne abbiamo anche troppe, cioè siamo oberati tutti quanti di questa situazione, ed è anche molto deprimente lavorare in questo modo qua, quindi auspichiamo che ci sia anche un cambio futuro. Io ho portato alcune slide perché appunto penso che la cosa migliore è quella di farvi vedere alcuni piccoli casi e su quelli discutere, ma poco, e so che il tempo è veramente ridotto. Allora, ovviamente ogni progetto di sviluppo e di valorizzazione del territorio montano deve essere compatibile con quelle che sono le fragilità intrinseche del territorio montano, che sono correlate essenzialmente alla morfologia del territorio, perché quello che vedete qui nello sfondo è il comune di Rozzo, che sicuramente ha un livello di fragilità molto più basso, perché la morfologia è quella, quindi con molta superficie pianeggiante, rispetto a un comune con altitudine e con morfologia molto complessa. Vi ho portato la frana del Rotolò perché, scusate, ma io sono di Requaro, quindi mi sono permessa di portare una frana di casa mia. Quello che vedete segnato in rosso sono tutte la porzione di montagna che è in dissesto, e sotto vedete le contrade che potrebbero essere interessati da un evento calamitoso molto importante. Tra l'altro le frane di questo genere anche hanno una loro ciclicità, per motivi che insomma non sto qui a spiegare, ma questa di Requaro dovrebbe avere una ciclicità di circa 100 anni, cioè ogni 100 anni si verifica un evento calamitoso o una caduta di materiali disastrosi. Porto un altro esempio di frana, sempre del mio territorio, perché non so se riuscite a vedere, io dovrei evidenziarla, comunque quello che vedete, quelle scarpate in terra che vedete sono scarpate di frane. La foto, che è una foto fatta con l'elicottero, neanche comprende tutto il dissesto perché parte molto a monte, però in mezzo ci sono questo corpo di frana, questo movimento franoso ha creato un paio di laghetti, quindi alle volte anche le frane riescono a creare un ambiente che poi diventa turistico, tra virgolette. Eccolo qui visto da terra. Quello che vedete è uno dei laghetti formati da questa frana. Allora, come vi dicevo, la morfologia del territorio quindi è importante. L'altro aspetto intrinseco che un sindaco, un amministratore di un territorio si trova a gestire è proprio la natura del terreno, perché ovviamente coperture di questo genere, e questa è la frana una delle tantissime frane di Monte di Malo che si sono verificate a maggio di quest'anno, coperture di questo genere franano e hanno franato tantissimo perché sono terreni prevalentemente di tipo impermeabile, perché le piogge sono state intense, perché il reticolo idrografico non è riuscito a smaltire l'acqua, quindi l'acqua è andata dappertutto e ovviamente ha fatto franare questo tipo di terreni che sono estremamente fragili. Questa foto, che è sempre una frana che coinvolge la coltre di terreno, ve l'ho fatta vedere per farvi capire la potenza di questi eventi. La foto che vedete lì in piccolo sulla destra è un pilone, adesso non mi ricordo se del telefono o della luce, ma è stato praticamente troncato alla base dalla potenza di questa frana. Altro problema invece i comuni che hanno rocce, calcare, pareti, eccetera, quindi il fenomeno di caduta massi. Anche questo sembra un problema molto più facile da risolvere. Uno dice vabbè, è caduto il masso lungo la strada, lo togliamo e finisce lì. No, non è proprio così, perché poi il sindaco va dal geologo e dice adesso mi dai la garanzia che la strada sia transitabile. Vabbè, ma come faccio? Vado a vedere dove è partito il masso, guardo com'è la situazione e poi trovo il disastro e ti dico che devi spendere 200.000 euro. Ecco, voglio dire, questa è la situazione. Un po' purtroppo secondo me dobbiamo anche convivere con il fatto che il destino di una montagna un po' alla volta è quello di diventare una pianura.
interveniamo sì, ma non si può sempre intervenire ovunque, non ci sono le risorse economiche, penso che voi lo sapete meglio di noi geologi. Però, a parte questo aspetto, volevo anche puntare il dito su quelli che sono gli interventi umani che non sempre sono corretti, perché spesso l'azione dell'uomo contribuisce ad aggravare la fragilità di un territorio. Ho portato questo esempio perché sulla foto a destra voi vedete un muro e quello che vedete fuoriuscire dai fori non è altro che il liquame, i reflui domestici. Praticamente questa frana si è innescata in un ambito fragile ma causata dallo smaltimento delle acque reflui, un impianto di subirrigazione. Ora, perché porto questo? Perché in ambito montano ovviamente buona parte dei fabbricati, delle contrade sono prive della rete delle acque nere e della rete delle acque bianche. Però gli impianti di subirrigazione, gli impianti di smaltimento delle acque anche dai piazzali sono spesso puntuali o sono liquidi, acqua che finisce nel terreno. Ma se il terreno è fragile, poi la frana prima o poi parte, ed è questo quello che è successo. Un altro esempio, sempre anche questo di quest'anno. Qui è giù una frana lungo una statale, la vedete sulla destra, il terreno dalla strada è già stato portato via. Vicino a quella versante in frana c'è anche una piccola valletta e, come vi dicevo, quella zona non era in dissesto, ma che cos'è che ha provocato la frana? Eccolo lì sulla sinistra, lo strozzamento della caditoia stradale. Questa è una cosa che succede spessissimo, soprattutto in ambito montano, e sono i passi carrai. Ve lo dico perché ne ho visti tanti, troppi, sembra una sciocchezza, ma ne ho visti troppi. Cioè, quando c'è una frana vado sempre a vedere cosa c'è a monte, e spesso a monte c'è un tubo di scarico di acqua stradale, acqua stradale per lo più, oppure anche proveniente dai fabbricati, dai piazzali, eccetera. Però i passi carrai sono un grossissimo problema che mi hanno sottolineato anche quelli di viabilità, perché il titolare o chi ha la gestione di questo passo carraio tende sempre a ostruire la caditoia mettendoci un tubo che è sempre sottodimensionato rispetto alla caditoia, e quindi l'acqua lì viene bloccata e defluisce lungo il versante. In questo caso qua, eccolo qui, e questo è quello che è venuto fuori. Quindi una frana lungo la statale. Poi il proprietario si è reso conto del danno che ha fatto, e quindi che cosa ha pensato di fare? Ha pensato di troncare l'ultimo tratto della canaletta e di rimettere un tubo per scaricare l'acqua nella vicina valletta. Sì, va bene, andava fatto prima, ma insomma meglio tardi che mai. Però un po' più a monte ci ha messo della legna, quindi diciamo legna lungo la caditoia, quindi diciamo il concetto non è stato sempre afferrato. È difficile controllare queste situazioni a livello comunale, mi rendo conto, perché quella stradina che avete visto è una stradina privata che porta a un fabbricato agricolo, però il danno provocato è stato di oltre 30.000 euro a carico della comunità. E ecco, questi sono alcuni casi. Vi faccio vedere sempre un altro caso simile, sempre caditoie stradali, diciamo interrotte per passaggi, per sottopassi, solo che in questo caso l'acqua è defluita in un'area e un contesto di frana. Eccolo qui. Ovviamente questo è un fabbricato costruito con pali, terre armate, il proprietario ha speso veramente un sacco di soldi per risanarsi la zona, però alla fine con le ultime piogge ovviamente è venuto giù tutto. Io lì sono andata a vedere a monte che cosa c'era, siamo quasi sulla sommità di un colle, e l'unica cosa che io ho trovato è stato le acque stradali e un tubo, un attraversamento diciamo, delle acque della strada, una strada provinciale, che mi scaricava il versante 10 metri a monte di questo fabbricato. Nel cortile c'era acqua che risaliva e quindi non poteva che venire da questa raccolta di acque di scorrimento superficiale stradali. Ecco qui
questa è la situazione a monte. Come vedete il solito passo operai per permettere al contadino di entrare nei campi, il solito tombotto che mi restringe la caditoia stradale, ovviamente l'acqua è deviata a valle, 10 metri sopra la casa, e ovviamente questo è quello che è successo. Allora, come risolvere questi problemi? Giusto per dare una soluzione, ci sono i piani delle acque. Ora io non so com'è la situazione dei comuni montani, le situazioni piani delle acque, che sarebbe anche un piano obbligatorio. Il piano delle acque studia un po' tutta la regimentazione delle acque, quindi tutte le valli, le vallette, ma non solo, anche tutto quello che è il costruito, quindi il reticolo delle acque bianche, delle acque nere, le problematiche, le strozzature, i tombotti, gli attraversamenti stradali, ma soprattutto il piano delle acque prevede un piano di interventi annuali, quindi in un certo senso obbliga i comuni a mettere ogni anno a bilancio dei soldi per sistemare quelle che sono tutte le problematiche riscontrate nel piano delle acque e un po' alla volta risolvere. Ora io so che il piano delle acque era abbastanza diffuso nei comuni di pianura, ma non in quelli di montagna, forse perché l'hanno sempre collegato alle zone di alluvionamento, ma invece andrebbe fatto con un'ottica diversa, in modalità diverse, ma sarebbe veramente molto utile in zone di montagna. Un'altra cosa importante secondo me sarebbe cominciare a pensare di trattenere un po' alla volta l'acqua e farla defluire lentamente, quindi oltre alle casse di espansione a tutela di grandi centri abitati andrebbero realizzate, dove possibile, dove la cementificazione non è arrivata fino al piede del versante, andrebbero realizzate delle piccole casse di espansione correlate ai torrenti e a tutela anche di quei nuclei abitati che stanno ai piedi del versante. Così come anche gli attraversamenti stradali andrebbero ristudiati e rivisti, creando delle piccole vasche che possono contenere a monte della strada tutto quel detrito che invece ad ogni pioggia ci troviamo in strada e vi trovate voi amministratori a dover gestire. Penso che alla fine i soldi, ci sarà alla fine penso un risparmio di soldi se intervengo nella prevenzione anziché sempre in emergenza. Ci avviamo, se dice, la conclusione, perché abbiamo già sforato il tempo massimo, mi scusi, ma devo essere ferreo nelle tempistiche. Allora, un ultimo argomento, allora parlo semplicemente dei vincoli. A tutela della montagna ci sono dei vincoli di natura geologica, vincoli che troviamo nel piano di assetto idrogeologico e nel piano di gestione del rischio alluvioni. Però così come le frane sono sempre in continuo movimento, il più delle volte peggiorano, alle volte vengono sistemate, anche i vincoli geologici dovrebbero essere oggetto di continuo aggiornamento. Questo non è. Ci sono delle procedure, sono previste delle linee guida per farlo, ma le procedure sono così complesse, così onerose e così burocraticamente impossibili che praticamente quello che vi trovate al giorno d'oggi sono dei vincoli geologici privi di senso, anche perché molti, ve lo assicuro, nascono da degli errori di base. Ecco, io in questo vi posso assicurare che i tecnici non possono fare nulla, ci abbiamo già provato, potete voi politici, quindi spero che venga rivisto questo aspetto. Mi fermo qui allora, buongiorno a tutti voi. Grazie Claudia Cintomo, geologa, per questo aspetto tecnico. Fino a questo momento abbiamo a questo tavolo parlato dal punto di vista tecnico, ora lascio la parola invece dal punto di vista politico il prossimo relatore, il sindaco di Malo, Moreno Marsetti, che è anche consigliere della provincia. Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. Un saluto a tutte le autorità presenti e un complimenti ai relatori che sono intervenuti prima di me, che hanno, diciamo così, spiegato dal punto di vista scientifico quali possono essere le problematiche che, diciamo così, ci portano ad arrivare allo status di emergenza per i comuni, diciamo così, colpiti da questi cambiamenti climatici, dalla cementificazione, dall'inquinamento e tutte da quelle cause che comunque comportano questi cambiamenti. Come amministratori ci dobbiamo trovare delle situazioni di intervento più che di programmazione, perché di fatto oggi programmare necessita di forti risorse. Il piano delle acque, giustamente si sentiva prima, ha dei costi, e io che comunque rappresento un comune anche di medie dimensioni,
non oso immaginare ai comuni di piccole dimensioni come fanno ad affrontare con bilanci scarni questi interventi, e qua c'è bisogno dell'aiuto e il sostegno di chi è sopra di noi. Non possiamo continuare ad attuare politiche di taglio, soprattutto, giustamente l'ha detto anche prima il Presidente Mario Conte, sulla parte corrente. Oggi per fare un intervento di manutenzione i comuni utilizzano la parte corrente. Per accedere a un mutuo e intervenire nella sistemazione di quelle frane lì, che hanno a volte costi importanti, dobbiamo accedere a mutui, quindi parte corrente. Come facciamo noi amministratori, noi sindaci, noi consiglieri, dare risposte al territorio quando ci mancano le risorse? Questa è la riflessione che va fatta post emergenza, perché anche a livello nazionale si deve capire che le politiche di taglio non vanno fatte nelle sedi dei comuni, che sono i primi interlocutori con i cittadini e sono la parte, diciamo così, di front office che devono dare risposte ai cittadini. Vanno fatte sui palazzi di Roma. Questa è una parentesi che faccio politica per dire cosa? Per dire che noi amministrazioni ci troviamo in forte difficoltà a dover intervenire sia pre-emergenza sia post. Possiamo comunque sensibilizzare una politica anche alla nostra cittadinanza di gestione del territorio, di controllo del territorio, ma poi però dobbiamo avere anche le risorse per attuare quelli che sono gli interventi che ci permettono poi di sistemare le varie criticità del territorio. E questo, diciamo così, è il ragionamento che faccio a livello proprio politico schietto. Poi tante volte ci dobbiamo confrontare anche con questi cambiamenti climatici che comportano poi delle criticità. Basta vedere il 2018 il Vaia, nelle zone montuose nostre, nelle nostre montagne, ha sviluppato quell'insetto che tutti conosciamo, il bostrico, che oggi sta compromettendo parecchia flora del nostro territorio. E anche lì ci vuole una politica, diciamo così, di gestione e di intervento pre-emergenza. Il lupo, l'abbiamo sentito prima, la politica dell'inserimento dei grandi predatori è una politica che cozza però con il nostro territorio. Non possiamo avere nelle nostre montagne, o perlomeno possiamo avere in forma ridotta, i parchi di Yellowstone, perché qui noi abbiamo bisogno anche di rilanciare le nostre montagne, sono una risorsa importante, quindi cozza, diciamo così, la gestione attuata fino ad oggi del lupo con la politica di rilanciare la montagna. Ci vuole il giusto equilibrio, quindi quello che auspico è che ci siano ancora di questi tavoli dove ci si possa anche esprimere sia dalla parte di vista scientifica che dalla parte di vista politica e che si portano avanti le varie istanze delle varie comunità, perché è importante oggi ragionare con una lunga veduta su come vogliamo e quale assetto dare alle nostre montagne. Se vogliamo un assetto wild, un assetto selvaggio dove non c'è la presenza dell'uomo, o vogliamo ripopolarla, giustamente sempre con il giusto rispetto della natura, con il giusto rispetto della montagna, però che ci sia anche, diciamo così, il reinserimento delle varie attività che oggi non ci sono più. Basta guardare, gli allevamenti si stanno spostando dalla montagna perché c'è questo fenomeno importante che è il lupo. Che il lupo non vuol dire l'abbattimento, vuol dire gestirlo a monte. Certe politiche che sono state adottate forse probabilmente non sono calate nel giusto contesto delle nostre zone montane. Ecco, io non mi dilungo perché è giusto dar spazio anche agli altri. Invito che lancio anche al Presidente qui presente e a tutti gli amministratori che sono qui, che ci rappresentano. Mi spiace che non sia la parte, diciamo così, di rappresentanza del nostro governo, è che ci sia una politica di sostegno ai comuni, soprattutto delle aree montane e anche della pianura, perché siamo veramente in forte difficoltà. Cioè, non sono quelle poche risorse che arrivano oggi, lo abbiamo visto anche dai giornali, che ci permettono di intervenire puntualmente sui danni che abbiamo subito sui nostri territori. Non sono i bilanci dei nostri territori che ci permettono di intervenire puntualmente su quelle emergenze che non sono più ordinarie, non sono più straordinarie, ma saranno sempre di più ordinarie. Abbiamo bisogno del supporto di tutti e di un tavolo che ci permetta di dare risposte alle comunità. Grazie.
questo appello del sindaco Di Mano, Moreno Marsetti, che ringraziamo, salutiamo, passiamo al tavolo successivo, ringraziando anche Dario Zampieri e Claudia Centomo che sono stati i relatori tecnici di questo tavolo. Bene, grazie ai relatori. Ci avviamo alla conclusione di questa giornata di lavori parlando di valorizzazione del territorio e turismo in vista delle Olimpiadi invernali. Ne parliamo con Michael Reck e Dennis Reck, rispettivamente sindaco di Folgaria e presidente di Folgaria Sky SPA, e modera Maria Rosa Pavanello, vicepresidente vicaria di ANCI Veneto. Dopodiché li aspettiamo qui sotto per il live lunch. Grazie. Grazie, e chiedo ancora un po' di pazienza, ma siamo verso la fine, quindi saluto e ringrazio il sindaco per l'accoglienza e per questo incontro pieno di contenuti, e anche nel suo intervento iniziale ha fatto delle proposte e anche un quadro molto interessante, quindi lo ringrazio. Saluto i consiglieri regionali ancora presenti, tutte le autorità e gli amministratori. Allora, ci eravamo già parlati con il sindaco di Folgaria che con molto piacere conosco personalmente, ma ho avuto modo conosco soprattutto la proposta estiva di Folgaria per i giovani atleti, avendo due figli che sono appassionati di basket, e quindi conosco un po' il suo territorio e siccome appunto sì, un territorio che ha comunque un territorio di confine e che ha saputo insomma un po' sviluppare proposte diversificate per dare, credo, anche così opportunità a tutte le fasce, insomma, ci sono i giovanissimi, ci sono gli anziani, le famiglie. Credo che rispetto al tema di oggi e anche l'esperienza di Torrezza, ma non solo, insomma, un po' di comuni in questo territorio, il fatto che comunque avete anche dei servizi insieme, credo, delle opportunità soprattutto per il turismo invernale, capire come vi relazionate e magari se ci possono essere degli spunti o delle opportunità interessanti da raccontare. Grazie. Grazie e buon pomeriggio a tutti. A noi la responsabilità di gestire quest'ultima ora, ovviamente scherzo. Velocemente ringraziamento al sindaco, alla comunità di Tonezza, e vi porto il saluto della magnifica comunità di Folgaria, che è il mio comune, e saluto ovviamente chi ci modera, saluto il consigliere Casvalder, visto che mi ha citato. Io metto anche un cronometro perché ho l'ambizione di essere veramente molto breve. Con il Veneto e con i comuni di confine veneti ci lega, noi trentini soprattutto di confine, un rapporto di collaborazione, di amicizia e di condivisione di tutta una serie di tematiche legate alla montagna. Pertanto mi ha veramente fatto piacere questo invito e cerco di dare 2 o 3 cose che riguardano il territorio nostro. Allora, la prima, dicevi bene, noi arriviamo dopo l'ultimo tavolo dove si è parlato di cambiamento climatico, problemi ambientali e tanto di neve. Essendo io rappresentante di un comune di altitudine media, diciamo, e che lavora molto con la neve, sarà forse incomprensibile, ma condivido molto quello che è stato detto dall'esperto di clima, nel senso che mi ritrovo in maniera totale, se non però negli aspetti temporali, nel senso che noi che ci occupiamo di neve e di impianti di sci da tanti decenni riconosciamo benissimo qual è il tema climatico, ma lo vogliamo gestire con un orizzonte temporale proporzionato a quella che è la nostra economia e a quella che è la dinamica del Trentino. In Trentino si parla di non fare più sci dagli anni 80, questo diciamo in modo particolare nei movimenti verdi, ma dagli anni 80, adesso siamo nel 2024, sono quindi qualche bel decennio che maturiamo delle stagioni turistiche ottime e una crescita territoriale particolarmente importante. Quindi io credo che il problema climatico, e poi mi fermo col clima perché rischierei di parlare per un'ora, ma il problema climatico ha questa tendenza ad arrivare allo sci e alla neve perché fa un po' effetto, ma credo che il problema più grosso sia il tema delle emissioni dell'anidride carbonica, e butto lì una cosa che potrebbe far impensierire molti, il problema più grosso che ha forse la nostra compagine europea è quella del Golfo e della corrente del Golfo, che se cambia per lo scioglimento della Groenlandia rischia di ritornare in un'era glaciale più che in un'era diciamo torrida. Ma detto questo, noi come dicevi bene stiamo lavorando da tanti anni a un'economia tutto l'anno, un'economia estiva molto
quale sta ulteriormente migliorando con il turismo autunnale. Noi crediamo che ci sia un margine di crescita molto importante nel turismo tutto l'anno, ma soprattutto crediamo in un modello di sviluppo che vede il turismo come componente fondamentale, ma che parta soprattutto dalle persone residenti, oriunde o dai nuovi residenti. Uno dei concetti che vanno in un certo senso sfatati è che se è vero che il Trentino ha mantenuto, forse anche cresciuto la propria popolazione, è altrettanto vero che Folgaria, che è sempre attorno ai 3.200 abitanti, 3.100 eccetera, oggi tiene il saldo complessivo in piedi solo con l'effetto migratorio. Noi abbiamo 50 morti e 20 nati, circa 25-50, quindi dire il saldo naturale sarebbe molto negativo, mentre invece la popolazione talvolta anche cresce con i nuovi residenti, quindi nuovi residenti non per nascita ma per trasferimento. È lì che si gioca la competitività dei territori. Condivido molto con i miei colleghi che sono intervenuti prima, c'è il tema dei servizi ed è una parte, l'altro tema è proprio cambiare l'alfabeto. Vanno create condizioni in queste comunità di montagna anche nel cambiamento climatico, cioè quindi l'innalzamento della temperatura porterà sempre di più anche lo spostamento verso la montagna, ma anche il post-Covid e tutte queste nuove professioni, ma vanno creati contesti culturali e sociali moderni. Se noi immaginiamo la montagna come un museo, non funziona. È un modo romantico di costruire un futuro che non esisterà, una fiaba, una storiella che possiamo mettere in un film. La montagna deve essere moderna, deve essere sostenibile, deve avere dei servizi, ma sappiamo anche che i servizi, soprattutto quelli del contesto privato o a fallimento di mercato, quindi arrivano solo quando ci sarà la popolazione. Quindi una parte di servizi, ma poi soprattutto cambio di paradigma. Noi stiamo lavorando lì. Mi è piaciuto molto avvertire e sentire l'esperienza veneta nelle gestioni associate o comunque nell'unione dei servizi. Io credo che anche lì i sindaci abbiano una grossa responsabilità, quindi la mia categoria. Bisogna andare oltre i campanili, bisogna fare prima di essere obbligati. Autonomia, diceva bene Casvalda, vuol dire questo, è responsabilità di intuire prima quello che deve essere fatto. Io non sono favorevole alle fusioni obbligatorie o alle gestioni obbligatorie, però sono favorevole a questa cultura di guardare al futuro capendo che rimanendo piccoli di fatto si muore. Noi dobbiamo creare macrosistemi, reti di scambio di competenze e capacità di costruire territori anche in montagna interconnessi e fortemente intrecciati alla città e al fondovalle. Una montagna isolata in cima non funziona e non funzionerà. Sono trascorsi i miei 5 minuti, eventualmente poi a pranzo posso intervenire ancora. Grazie. Grazie Sindaco, davvero molto efficace, quindi interconnessione, reti, scambio e modernità, anche perché certamente il turismo sostenibile è il tema, questo è il tema e sempre più le persone cercano un po' questa e una diversificazione di proposte. Quindi do la parola al Presidente di Folgaria Ski e che gli dirà quello che ritiene legato alla giornata, lascio il più ampio spazio nei tempi. È il colpevole dello scienza. Nei tempi. Grazie. Grazie a tutti anche da parte mia, sono un po' un elemento estraneo in questa riunione fatta di tutte rappresentanze del mondo pubblico che ammiro per l'impegno, il coraggio e la responsabilità che vi assumete nel quotidiano, insomma, cose che noi collaborando molto sia con il Comune di Folgaria che con la provincia di Trento, essendo la nostra società compartecipata dal pubblico, vediamo da fuori tante volte dei problemi che fortunatamente nella gestione privata riusciamo a gestire in maniera diversa. Un ringraziamento veloce al Sindaco di Tonesa perché se oggi sono qua su questo tavolo sulla profonda amicizia che ci lega e che ci ha fatto conoscere in questi anni nel portare avanti anche alcuni ragionamenti comuni. La nostra società come territorio opera sia sul Comune di Folgaria, ma negli anni abbiamo avuto anche un sviluppo sulla parte veneta, perché i nostri impianti arrivano nel Comune di Rastebasse qui vicino, quindi abbiamo avuto modo anche di vedere la diversità di gestione dei temi tra una provincia autonoma e una provincia di Vicenza, la Regione Veneto e enti con i quali i rapporti sono per procedure e per leggi, come diceva prima Casvaldo, diversi. Quando, tanto per citare questo come caso, nel 2008-2010 la nostra comunità discuteva se ampliare o non ampliare il carosello sciistico verso la parte veneta, abbiamo avuto delle profonde discussioni anche in comunità, non tutta la parte della comunità di Folgaria vedeva in questo degli aspetti positivi, ma a distanza di 15 anni credo che nessuno si sognerebbe di tornare indietro rispetto a ciò a
ciò che è stato fatto, perché lo sviluppo del turismo, anche legato al mondo della neve, ha fatto sì che Folgheria oggi recuperasse quelle presenze estive che il sindaco nominava prima. Ci siamo accorti fin da subito che il turismo angolano non esiste turismo estivo che non ha il supporto un controcambio invernale, che poi nel tempo e pro futuro vedremo, insomma, questo turismo invernale sarà meno legato al tema della neve, è uno dei temi che è sul tavolo, è uno dei temi che sarebbe sciocco ignorare, anzi noi condividiamo le preoccupazioni sul futuro della neve, ma le condividiamo da quando è partito lo sviluppo turistico e impiantistico di Folgheria del 90. Chiaro che stiamo lavorando e lavoriamo con l'ottica di avere un turismo che ci permetta di fare i famosi 8 mesi, 10 mesi, il più possibile lunghi in località, slegandoci anche dalla monocultura dello sci. Ma non vuol dire rinnegare ciò che è stato fatto, vuol dire avere la capacità di sviluppare un prodotto che vada incontro a quei turisti che anche d'inverno vengono e non sciano, che già oggi abbiamo una forte richiesta di proposte alternative. Poi la società che rappresento, insomma, ha nel core business gli impianti a fune, e gli impianti a fune hanno un legame col mondo dello sci, ma nascono come impianti di trasporto. Se avete avuto modo di girare dal punto di vista estivo le varie località montane, avete notato come in questi anni, specialmente post-Covid, la ricerca della quota dei posti in alto è cresciuta tantissimo e tantissime persone hanno la facilità di raggiungere determinati posti perché c'è un impianto che ti porta da valle a monte, evitandoti magari delle camminate che sarebbero per pochi. Su questo chiaramente poi io sono convinto che ogni comunità al suo interno deve discutere, capire qual è la via da seguire e dopodiché insomma fare la propria strada. L'ultimo segno, poi finisco anch'io perché l'orario è andato lungo per tutti. Ciò che ha evidenziato il consigliere Casvalda all'inizio di questa capacità del Trentino fin dalla sua storia, ancora prima dell'autonomia, no? Di essere autodecisionista, di avere la volontà, non è come la storia di Folgheria o qualcosa ce l'ha, ma tutte le comunità montane hanno al loro interno un nucleo di convinzione, di autodeterminazione del proprio futuro, ed è quello che va conservato e preservato, perché è da lì poi che nascono progetti vincenti di un tipo o dell'altro. Buona giornata a tutti. Veramente grazie, comunque insomma mi pare che il tema è diversificare e essere moderni e saper ascoltare, ma anche collegarsi con i diversi comuni, no? E magari prendere il meglio e creare queste connessioni, visto che le temperature, l'aria è certamente più buona, si possono creare delle strette reti di collaborazione tra comuni, e credo che anche sia anche il senso, al di là dei temi specifici molto seri che adesso il Presidente vi epilogerà, insomma ci sono anche queste cose che possono nascere da questi eventi. Do la parola al Presidente Mario Conte per le conclusioni. Grazie anche a quest'ultimo tavolo. Un saluto appunto in chiusura dei lavori il Presidente di ANCI Veneto Mario Conte, e poi ci inviterà tutti qui sotto. Vi ringraziamo voi tutti e tutte che siete venuti qui in questo evento. Qui sotto c'è un light lunch che appunto assaggeremo anche i prodotti della montagna, e soprattutto per le categorie o per chi è interessato a parlare con i relatori può essere anche un buon momento per avvicinarli al di fuori del tavolo istituzionale. Lascio la parola a Mario Conte, Sindaco di Presidente di ANCI Veneto. Non un comune più ANCI, però se le serve schede qua vengono anche a Cassa Depositi e Prestiti, il dottor Palmieri, e quello là il pizzetto con la cravatta, potete chiedere tutti i soldi che volete. Primo auto autonomista è che lui ce li dà e non vediamo Pindrino, ma sempre con grande responsabilità. Però io volevo davvero ringraziarvi tutti e sarò veramente molto veloce, anche perché c'è un ricco buffet sotto. Ringrazio davvero Franco per l'accoglienza straordinaria del tuo comune, della tua comunità. È stata una mattinata ricca di interventi. Saluto, li abbiamo ascoltato anche con un po' di invidia sotto certi punti di vista. Meglio, noi veneti non invidiamo niente a nessuno, la vostra autonomia un pochettino sì, però mi è piaciuto soprattutto il finale, no? L'autodeterminazione, però è quello che un po' qui in ANCI
ANCI Veneto noi dobbiamo fare, cioè essere dialoganti, sempre propositivi, ma molto determinati nel portare avanti quelle che sono le istanze dei territori. Però da oggi cos'è che cambia? Che le questioni della montagna non sono solo una questione dei sindaci di montagna, sono una questione di tutto il territorio veneto e di tutti i sindaci del Veneto, perché l'interesse dei comuni montani deve essere l'interesse di tutti i comuni del Veneto. È per questo che questi momenti di confronto servono per far squadra, per far rete, così come i comuni montani dovranno muoversi negli interessi dei comuni litoranei quando sarà ora di andare a Roma, a Bruxelles, a chiedere delle istanze per i nostri territori. Poco importa che siano litorali, di montagna o di pianura, l'importante è che portiamo a casa il risultato. Allora io dico che la parola d'ordine dopo questi stati generali è programmazione, cioè noi dobbiamo obbligatoriamente uscire dalle dinamiche emergenziali e cominciare a programmare il nostro futuro su base scientifica, tenendo conto che il mondo sta cambiando sotto tanti punti di vista, da un punto di vista sociale, da un punto di vista climatico, e quindi se noi riusciamo, attraverso anche le grandi opportunità di collaborazione che abbiamo con le università, con tutti quegli enti che sono altamente specializzati su alcuni temi, a mettere a fuoco quelli che sono i cambiamenti che noi rischiamo di subire se non li governiamo, e dobbiamo cominciare a programmare il futuro di questi territori, perché se lo meritano, perché sono territori straordinari nella forma, nella natura e nelle persone che lo vivono, e devono avere un futuro importante. Quindi noi come ANCI siamo al vostro fianco, siamo qui non per elaborare documenti fini a se stessi, ma per costruire un percorso di sviluppo che va dalla montagna al mare, ai laghi, alle colline, alle pianure, ai centri storici, ai piccoli borghi. Ogni necessità che c'è per un comune veneto, ANCI Veneto si muove con parte. Non vi nascondo che probabilmente qualche volta dovremmo anche alzare un po' la voce, una volta con la regione, una volta con il governo, una volta a Bruxelles, ma se lo facciamo perché alla base delle nostre iniziative c'è l'interesse della persona, la persona che vive nelle nostre comunità, che è il nostro cittadino. E quindi a fronte di questo noi non ci fermiamo davanti a nessuno, poco importa governi amici o non amici, di parte o non di parte, il nostro interesse è tutelare le nostre comunità, e per farlo dobbiamo avere gli strumenti e dobbiamo avere la possibilità di programmare le nostre attività. Solo con questo riusciremo a crescere. Sono convinto che troveremo, sulla base di queste nostre proposte, troveremo le porte aperte da parte di tutti, e quando le troveremo socchiuse le apriremo, e se non ce la aprono la butteremo giù, perché l'importante è portare a casa i risultati per i nostri territori. Grazie davvero a tutti coloro che oggi sono intervenuti, e adesso credo, Franco, che possiamo, se deve adesso perché Franco che ha detto che manca il DIP Bonde Treviso, adesso a proposito dei campanilini. Non so se c'era Andrea, il presidente della provincia, se andava via. Vieni a fare l'ultimo saluto, che ci tengo, anche perché è stato tra gli artefici di questa importante iniziativa. Grazie davvero di cuore Andrea, grazie Sindaco e grazie a tutti i sindaci. Vi ricordo che è importante iscriversi ad ANCI per chi non è iscritto, soprattutto ANCI Veneto, dopo se vuoi anche ANCI nazionale, vabbè, ma l'importante è che in ANCI Veneto ci siamo tutti. E vi ricordo che tra settembre e ottobre, la data in fase di definizione, ci sarà anche il congresso di ANCI Veneto, dove dovremo essere tutti presenti, anche perché nomineremo i delegati per ANCI nazionale e il nuovo presidente di ANCI Veneto. Grazie. Il nostro Presidente è stato troppo gentile, io sono veramente contento ed orgoglioso che a Vicenza oggi sia avvenuto tutto questo e ci abbia dato la possibilità di parlare di temi concreti. È bello che tra amministratori siamo riusciti insieme a confrontarci, e questo penso sia la cosa più importante. Continua Presidente a lavorare così e continua a farci sentire una bella squadra. I sindaci e il sindaco in generale è sicuramente tra i lavori più difficili, più impegnativi del mondo, però è anche tra i più belli, noi lo sappiamo, e dobbiamo riuscire a condividere con chi vive queste esperienze con noi sia gli aspetti negativi ma anche gli aspetti positivi, e in momenti come questi fare forza e cercare di rappresentare, di capire al meglio come rappresentare le istanze dei nostri cittadini
verso le istituzioni superiori. Questo penso sia successo oggi qui e che sia successo a Vicenza con la collaborazione di Franco, ma soprattutto con la disponibilità di Mario, per me come Presidente della provincia è la cosa più importante. Grazie ancora.